In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro, ad Azzano Decimo. Buona domenica, l'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona, Sì. qui ce la ridiamo già. Sì, cominciamo bene, Allegramente. infatti. Sì, buon pomeriggio a tutti, eccoci Buon qua. pomeriggio. Quindi? Devo dire Non so. ancora delle robe? Sì. Ho parlato finora io. A Trieste pioveva, hai le calze No, a rotte. Trieste di nulla. La Befana, vieni di notte. La Befana è passata, siamo Sono in arrivata tempo tardi. di carnevale. Avete No, non è visto? carnevale ancora, è già carnevale. Dal 7 di gennaio carnevale da che mondo è mondo. Ma è Buongiorno. sempre carnevale, scusa, non è vabbè, carnevale beh. dal 20... No, dal giorno dopo della Befana fino a quando arriva martedì grasso, che sono 40 giorni, la famosa Sono già stufa. quaresima. Sono stufa io. Sei stufa? Vabbè, vuoi presentare qualcuno o stiamo qua a giocare? Presento GP, Giovanni Pacco. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Manca Omar Costantini, Sì, che perché l'abbiamo- sta seguendo per noi Virtus Corno San Daniele, vero? Esatto, l'abbiamo mandato a Corno di Rosazzo dove c'è uno... Mandato, è rimasta a casa sua praticamente. Più o meno, sì, ma mi ha detto che voleva stare là perché doveva fare approfondire anche le... Che cosa? È una zona molto, molto buona a livello enologico, Corno di Rosazzo, quindi lui deve testare in Deve prima testare. persona tutti i vini, soprattutto i bianchi, sono buonissimi i bianchi A a Corno di proposito di vini Rosazzo. bianchi, io ho scoperto, ieri ho imparato una parola in friulano. Oh signor, Ho imparato tiare. Tiare, come Perché dire? c'è questo silenzio quando dico le Che l'hai detto robe? malissimo. vabbè, Tiare, ma- come si dice? Parla in inglese, tu che sei inglese. Senti, vogliamo presentare Pamela Bonesso, Ciao, la nuova Pamela conduttrice. Bonesso! Buon pomeriggio Vittorio, sposta Pamela. la camera. Eccola lì. Vittorio sposta la camera. Se no io la saluto ma non la vediamo. Anche questo pomeriggio naturalmente giocheremo con Pamela Bonesso, non come immaginate voi maschietti, ma nel Giovanni. senso che la prenderemo un po' in giro. Dai, andiamo avanti. E poi abbiamo tantissimi ospiti questo pomeriggio molto molto importanti. Da chi vuoi che cominci? Ma io direi da chi è un primo cittadino che io ho Pensavo sempre la stessa piacere. cosa. Esatto. Allora vado da questa parte Che brava che sei a camminare con i tacchi sull'erba. a salutare Pierluigi Molinaro, sindaco di Forgaria nel Friuli. Boh, Forgaria intanto, ma non importa. Forgaria in Trentino. Ma io sono affezionata al Trentino e sbaglio sempre. Forgaria nel Friuli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. Assolutamente, perché lui è il sindaco della cittadina dove abita Pamela. Infatti. Dopo gli faremo qualche domanda appunto su Pamela Bonesso, visto che se la vede passare ogni giorno davanti. Come si fa? Dopo ci spiega come si fa. Va bene, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti a presentare due ballerini. Sì, Cristina Trevisiola e Andrea Leandri, benvenuti. Sì. Campioni del mondo in carica di ballo Professional Division Latin. 3 titoli mondiali, 2010, 2012, 2013. Nel 2011 vi siete astenuti avete- per lasciar vincere qualcun altro? avete o- giocato- mondiale. Non c'era Ah, non c'era mondiale? Ecco. Se no se lo sarebbero portata a Nel casa. 2011 niente mondiale. Comunque benvenuti, benvenuti, buon pomeriggio. Poi? Chi presento? Vengo di qua. Presento un po' di donne. Allora, Annalisa Anastasi, giornalista del gruppo Media Triveneto, TPN, Telepordenone e Videoregione, bentornata. Ciao Annalisa, noi la conosciamo già. È una bella patata, sì. Andiamo avanti. E altre due donne, abbiamo Giulia Tonutti, giocatrice della pallamano CUS Udine, Esatto. benvenuta, e la sua collega di squadra Simona Avveduto, anche lei della pallamano CUS Udine. Benvenute, mostrate bene la divisa, le scritte, le robe, eccole lì, Ecco. belle. E poi E poi abbiamo Stefano Gatti, se vuoi presentare anche Stefano, Stefano Gatti, benvenuto, responsabile amministrativo della Polimedica di Pradamano. Che dopo ci spiegherai Stefano che cos'è una polimedica, Esattamente di nel cosa senso, vi occupate. cosa fate, se magari c'è qualche speranza anche per me oppure sono proprio fuori oramai. Vediamo se... Ecco, provvediamo No, tutto. per te c'è Villa Serena. Vabbè, grazie. Prego. Dunque, Buon pomeriggio. Dunque, è in corso la partita del lunchtime in Serie A. Che male che l'hai detto, Giovanni. Potevo andare avanti fino alle 5 con te oggi? Non posso andare via Abbiamo anche prima? Giovanni con la giacchina che sfarfalla. Esatto. Ciao Enrico in regia, a Ah proposito. sì, ciao a tutti gli amici Ciao, anche Gemma. tecnici di Pordenone, ovviamente nella sede centrale, tutti gli inviati che poi sentiremo. Dicevo che si sta giocando la partita del lunchtime e quindi Pamela, cosa sta succedendo a Torino? Beh, a Torino sta perdendo 2-1 contro il Bologna. Ecco, questo è un risultato che va malissimo per l'Udinese. Invece ieri... Però ieri. Ieri cosa è successo, Pamela? Ieri ha giocato la Fiorentina contro l'Atalanta
e ha vinto 2-0, poi l'Udinese contro il Chievo ha fatto 3-0 Bene. e il Napoli contro il Milan ha vinto 3-1. Forza Napoli, Vittorio! Che Ecco. settimana scorsa. Lanciamo il gioco così parliamo mentre, il gioco? sì, mentre attendiamo i primi collegamenti dai nostri campi, oggi sono campi molto importanti. Lanciamo il gioco perché la settimana scorsa era l'ultima domenica nel quale si poteva vincere il frigo. Ed il frigo è stato vinto. Venduto, vinto. Tra poco anche vi svegliamo da chi, che da morire da ridere. E questo è il gioco. Esatto. 3 bisogna indovinare i 3 risultati di Udinese e Chievo, già giocata 3-0. Esatto. Quindi mancano soltanto 2. Pordenone, Union Ripa, la Fenadora e Tamai Sacilese. Ecco, vi devo dire che tutti coloro che hanno giocato su Facebook con noi durante la settimana, più di 70, è rimasto in gioco solo Omar Manini. Ti faccio i complimenti perché io avevo messo l'Udinese che vinceva 2-0, lui è stato l'unico ad azzeccare il risultato di Udine di ieri pomeriggio, appunto 3-0. Ad ogni modo c'è tempo per rigiocare fino alle 15:45 sulla Sì. pagina Facebook oppure al numero di cellulare che vedete in sovraimpressione. Esatto, con il WhatsApp. Via WhatsApp, via SMS. Potete Esatto. anche chiamare se volete farci un salutino. Se volete anche venire qua a mangiare un po' di roba oggi è più un po' di roba. ecco, ce lo dite a voce il risultato, così ci aiutate anche a smaltire tutte le vivande che oggi sono arrivate in questo studio. Ma che cosa c'è in premio? Questa è una cosa particolarmente friulana, perché... Sì, infatti io non sapevo esattamente di cosa si trattasse. Io qua gioco in trasferta, faccio un po' fatica. Ma a te piace il vino? Questa è una bellissima cantinetta frigo dell'Electrolux. Electrolux, esatto. Tiene, mi sembra, 32 bottiglie di quello buono, vero sindaco? È molto utile in casa perché è sempre a Ma temperatura è giusta. proprio specifica per il vino? Sì, per il vino, penso che mette lo yogurt è uguale, però, Insomma, alla temperatura in Friuli si mette il vino di solito. Anche le birrette, perché Anche le birrette, perché non ecco. facciamo discriminazioni. Ringraziamo il nostro sponsor che... In Outlet, Che brava. spaccio aziendale. Elettrodomestici. Bene, dove si trova? Non lo sai. A Pradamano Dove? e dietro al Bennett. Bravissima. E dove? E a Rovere d'Empiano. E dov'è? Non mi vicino È vicino a Bartolini. Allora c'è subito lo spot e poi vediamo chi ha vinto il frigo. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Per la torta, sì, esatto. Rieccoci qui. Allora, dicevamo che la settimana scorsa avevamo lasciato tempo, anche se c'era solo un risultato, fino alle 16:10 per giocare. Era un po' più facile. Esatto, e alle 16 e qualche minuto è arrivato sul WhatsApp, vero Gemma, così la facciamo intervenire. È stata lei dopo a non farci partecipe di chi aveva vinto. Grazie. Prego, buon pomeriggio anche a te, Senti, Gemma. buon È arrivato- pomeriggio a tutti. Se alzate magari il volume un po' perché non sentiamo Gemma. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, bene. No, dicevo, Gemma, che la settimana scorsa, verso le 16 e qualche minuto, è arrivato un messaggio che diceva vince il Verona 2-1. Sì, Ecco, chi aveva mandato quel messaggio? una tale Pamela Pamela di cognome? Bonesso mi sembra. Bonesso? Sì, Mi sì. sembra che sia di Forgaria? Sì, o Forgaria. Ma sei tu per caso? No. Magari. Sì, sì, È la sua Monica. può essere. E allora il nostro grandissimo sponsor, che saluto, ovvero sia Gennaro Leone, che è il chief manager di In Outlet, siccome aveva visto la trasmissione e aveva saputo che Pamela, purtroppo per lei, d'altra parte non si possono avere tutto dalla vita, lei è tifosa milanista, Quindi cosa c'entra il frigo che è tifosa milanese? le ha mandato sul frigo ufficiale del Milan. Se vogliamo vedere le foto, esatto, eccola Sì. qui. Io non so perché Pamela non riesce mai a stare vestita, vedi anche qua. Ecco, la consegna del premio, guardate che razza di frigo. Che bello. Io gli darei fuoco, ma non importa. Aspetta, ferma qua. Cos'è quella roba che hai in testa? È il È la cappellino. mascotte del Milan. Sì, Ma cos'è, l'aveva Five? preso mio fratello quando è andato scusa, a ma San la biscia Siro. non è dell'Inter. La biscia, ma non è una biscia, è una scimmietta. È una scimmietta, il diavoletto, eh. Ah, il diavoletto. Quello in diavoletto. E per fortuna che ha gli occhiali. Ma sai che non ci vedo neanche. Vabbè. Sono finti, sono di bellezza. Vabbè, ma a casa tua che temperatura avete? C'era la stufa 40-50 accesa. gradi? C'era la Quel stufa frigo accesa. scalda? No, ma C'era la stufa accesa. L'ha accesa apposta. Che cosa ha acceso? La stufa. Ah, la stufa. Cioè, proprio dove non si vede c'è la stufa. Era in sala la Comunque devo dire che stufa. sei proprio bella, Pamela. Che bel frigo. È peccato del frigo, se era io bianco-nero sono era più bello, ma non, milanista. ecco, Secondo me non- se era non- bianco-nero non era il- più non il bello. tuo bianco-nero, assolutamente. Va bene, ma c'è un altro gioco quest'oggi, come l'altra volta, assolutamente, perché per fare scatenare gli amici da casa e le E amiche... scaldare il telefono GP?
Esatto, abbiamo il sondaggione, naturalmente coinvolgiamo sempre Pamela Bonesso e allora la vostra opinione, eccola qua. Pamela Bonesso, la preferita casual o elegante e sexy? Ma che domande sono? GP? Bellissima. Ma dai. Giovanni, io non ho responsabilità. Però Pamela, io ti devo fare un rimprovero. Io ho visto le tue foto, tu c'hai sempre sta bandiera inglese, una volta sul sedere, una volta qua. Allora, la bandiera inglese, insomma, è un po' come il tricolore, no? La Union Jack non si impegna. Ma non è colpa mia se i vestiti li fanno così. Basta non comprarli, o no? Ma se sono belli. No, comunque, Insomma. allora, torniamo a mettere il sondaggio. Rimettiamo il sondaggione, Sì, insomma. così facciamo scatenare gli Così, amici da ecco. casa. Vogliamo Allora, se- SMS, perché- WhatsApp, potete anche chiamare al anche fisso, chiamare in o anche diretta. al cellulare. Se volete potete chiamarci in diretta e insultare me o Sara No, tranquillamente. solo Sara, Ah sì, ma eh. così, dai, perché Così, no? per simpatia. Pamela no, perché è carina, non la insultate. Se state pure me o vecchi, Sara. i vecchi, prendetela con i vecchi. Esatto, io dico la mia, io ti preferisco casual. Stefano, secondo te come è No, più ma carina? dai, è più bello l'altro abito. Mi fate anche la domanda? Sì, devi anche rispondere, pensa, è incredibile. Non si dice niente. No, io preferisco dal vivo. Ah, ecco, benissimo, una terza soluzione. Andrea, Va bene che così come oggi. bene. Il sindaco cosa dice? O alle donne non lo chiediamo? No, le donne lo chiediamo, assolutamente. chiediamo? No. Cristina, Tutte e due le maniere. tutte e due le maniere, il sindaco va ben tutto? No, beh, dovessi scegliere, anche io sceglierei per vederla ogni giorno casual. Casual, sì, perché insomma c'è. Casual. È più carina secondo me casual. Forse anche perché lì aveva i capelli sciolti, vedi che bella con i capelli Ti piace i sciolti. capelli sciolti, Giovanni? Non lo so, mi piace più. Ma potrò avere una mia opinione o devo allinearmi? Ecco, Giulia, secondo Sì, te? signore, Giulia. Casual, vedi che le donne mi danno proprio in ragione? minoranza, io Annalisa. Dai, dammi manforte. Anch'io casual. Casual? perché alla fine le donne belle si vedono quando sono vestite insomma tutti i giorni. Esatto. E secondo te invece Simona? Cioè, Ecco. vince casual. Vince casual e dal vivo. Casual e live. Sì, casual e dal vivo in studio. Gemma? Io preferisco casual, Ecco. ecco, però devo dirti che è vero che Pamela ha ricevuto un sacco di complimenti, di messaggi, però quest'oggi è arrivato il primo messaggio per la nostra Sara, perché ci tengo... Una patatina. Ecco, dice un applauso alla bellezza, alla professionalità di Sara, è una grande presentatrice, direi di quelle con la P Ma maiuscola. infatti l'anno prossimo io sarò a Sanremo. Non volevo dirti che non potrò essere qui l'anno prossimo. Allora, Se vuoi ti porto con me. Ho riconosciuto il numero di telefono perché questo SMS è arrivato da... Non è mio amoroso. No, è il mio compagno di stanza a Villa Serena. Hai Poi è capito? arrivato un altro messaggio che dice Sara sei la migliore, forza Samp. Forza Sam. Però, giusto perché io adesso ho tenuto al telefono un inviato e avete fatto tutti questi complimenti, lui doveva essere qui oggi, ma non è su un campo dove immagino faccia anche freddo e starà morendo di invidia, immagino. Ma l'Omar? È Omar Costantini. Omar, sì. Ecco. Sì, buon pomeriggio da Corno di Rosazzo. Complimenti oggi. Allora Omar, ti posto stanotte direttamente anche fuori onda che ha fatto Sara. Ecco. Senti, allora noi sappiamo che oltre a essere a Corno di Rosazzo per vedere Virtus Corno San Daniele, si dialogava qua in studio in presentazione che tu sei andato anche a testare l'effettiva bontà dei vini della zona. Beh, insomma, dire che vado a testare la bontà dei vini della zona è un eufemismo, visto che ci abito da quasi 40 anni, insomma, ci mancherebbe altro, come si dice, no? Insomma, Omar, sei andato a giocare in casa? È che, allora, Giovanni, scusa, sono una comunicazione di servizio, ho un ritorno molto basso dallo studio, dunque vi sento molto lontani, come si dice. Beh, in effetti non siamo vicinissimi, da Udine a Corno di Rosazzo. Bene. Adesso mi sento perfettamente. Bene, Ecco. no, dicevo, giochi in casa, Omar. Sì, guarda, sono esattamente dal campo di Corno, a casa mia sono 650 metri, stavo meno a venire in bici che con la macchina, per capirsi. Ma non potevi metterti direttamente sulla terrazza col canocchiale, scusa, senza andare fino al No, beh, adesso hanno fatto la tribuna nuova, ci mancherebbe, insomma. Poi il mio amico Tonino, presidente della Virtus, che accoglie sempre degnamente i suoi ospiti, come tutti questi cani. Senti, io sono sul campo di gioco in questo momento. Sì. Ci sono anche i tre direttori di gara che stanno stanno cercando di far ribalzare il pallone. Allora, tecnicamente il campo è in pessime condizioni, però secondo il mio reuma preferito si dovrebbe giocare, perché comunque manca un'ora circa all'inizio del match e in teoria sta, come si dice, drenando il campo, e tecnicamente insomma sono alcune zone del Kudiz, come si dice, allagate, però i direttori di gara sono sul campo, stanno cercando di far rimbalzare il pallone
ma tecnicamente, almeno queste sono le ultime notizie, si dovrebbe giocare. Bene, uno scontro molto importante questo di questa giornata di eccellenza, perché appunto ricordiamo che la Virtus Corno ha fatto una rimonta incredibile nelle ultime partite, si trova a un punto solo dal San Daniele, che è una delle squadre delle prime 3 capoliste, voglio dire, vero Omar? Sì, confermo. Due squadre che hanno avevano due ambizioni ben diverse per quanto riguarda la visione del campionato. Certo. Virtus che è partita per salvarsi, che invece si trova al quarto posto, secondo me con un calcio molto bello e soprattutto con un allenatore che la s'allunga quando c'è da mettere in campo i giovani. Bene, mi sta ascoltando, ce l'ho dietro. Sì, per quello hai detto mi sta tutte queste ascoltando, cose, mi guarda non bene, così, in questi casi. Però sai che io ho simpatia per il buon Gianni. Quindi il calcio d'inizio alle 15. Sì, ore 15 fischio d'inizio, ripeto, l'arbitro insieme ai suoi 2 assistenti e all'addetto del campo stanno controllando le zone del terreno di gioco, ripeto, è una risaia, va detto, ma secondo il mio punto di vista si dovrebbe giocare. Si può fare, bene. Benissimo, ringraziamo Se ci sono novità poi ci sentiamo più tardi per le formazioni. Certo. Assolutamente, linea aperta per tutto ciò che succede dal campo, questo campo molto importante, quest'oggi ripetiamo in eccellenza. Vediamo se abbiamo i primi collegamenti, altri collegamenti, Gemma? No, ci sta dicendo di no con la manina. Dove, scusa, non la vedo. Io ho visto la no, manina. ecco. E allora siccome le amiche della pallamano devono scappare via perché hanno altri impegni, ma siamo molto contenti di averle qua, quest'anno loro hanno fatto una cosa molto carina, no? Perché cosa è successo? All'inizio campionato vi è mancato, prima dell'inizio del campionato, scusate, vi è mancato lo sponsor. Allora, raccontateci cosa vi siete inventate, perché è una cosa bellissima. Allora, ci siamo ritrovate a fine campionato l'anno scorso, precisamente quest'estate, senza lo sponsor, appunto, senza Atoma, e ci siamo necessità di trovare qualcuno che potesse comunque darci dei soldi per avviare il nuovo campionato. Quindi oltre a trovare qualcosa di comunque più piccolo, abbiamo deciso di fare appunto questo calendario stile vintage, cioè abbiamo deciso di immetterci in questi anni 70, delle sportive anni 70, e quindi ci siamo un po' reinventate. Siamo andate alla palestra del Benedetti e lì una domenica pomeriggio abbiamo scattato delle fotografie. E avevate dei vestiti dell'epoca? Al mese di gennaio, le so tutte. Sì. Questo è gennaio. Chi sono le vostre colleghe? Allora, alla nostra sinistra Irene Baldane, alla nostra destra Alice Boeri. Bene, e l'arbitro? L'arbitro è un nostro conoscente che ci ha dato una mano per fare questo calendario. Fare il palo. Questo è gennaio, vediamo invece il mese di febbraio. Eccolo qua sono un po'. Due piccoline abbiamo, Sara Spitalleri a sinistra e Bianca a destra. Piccoline nel senso che uno schiaffone ti ribalta, due piccoline. No, piccoline d'età, perché Giovanni, c'è Gemma che c'ha un'urgenza, mi sembra. Sì, scusa se ti ho interrotto. C'è il collegamento che stavo per passarti, ma ancora non mi rispondeva. Il nostro impegnatissimo Emilio, per questo ci tenevo. Hai fatto bene. Sì. Emilio Ripari in linea. Allora, ci fermiamo un attimo con la pallamano, torniamo subito. Trieste, Emilio Ripari, buon pomeriggio Emilio. Buon pomeriggio GP, auguri in colossale ritardo. Ormai ti ringrazio. Il prossimo compleanno. Sei gentilissimo, speriamo che non succeda più, perché ogni anno che passa ogni anno è un anno di più. Esatto, perché oramai sono 40 alto io Emilio, non sono più 40 basso. Vabbè, ma portarli come te, no? Così facciamo un complimento spassionato ma spontaneo soprattutto. Parlavate di pallanuoto, qui siamo avanti pallamano. Ho capito male, allora mi ero già preparato la cavolata da dire in apertura di dilla pure, tanto qua non è mica serio. Sì, no, avevo capito pallanuoto, ho detto qui se andiamo avanti ancora con la pioggia per una mezz'oretta, mi sa che pure qui ci sono buone prospettive che si vada a cimentare con quella disciplina e non col calcio. Adesso la pioggia, a dire la verità, ha cessato di cadere sul Rocco, da stamattina però, da stanotte più che altro, pioggia veramente forte, insistente, fitta, molto molto problematica per un campo già di per sé messo a dura prova in questa settimana dalle avverse condizioni atmosferiche che purtroppo tutti conosciamo. Campo che si presenta in condizioni al limite, però insomma se dovesse non piovere più magari arrivare a fine partita può non essere utopia. Certo, vedendo così di primo acchito il Prato del Rocco sono più pozzanghere, più strisce dove c'è il fango ad imperare piuttosto che i ciuffi d'erba, per cui staremo a vedere, insomma. Partita che del resto avrebbe anche contenuti tecnici apprezzabili. La Triestina adesso vede avvicinarsi pericolosamente la coda della classifica ed è costretta a fare qualche punto.
pur rinunciando agli squalificati del Mestre, portiere titolare, e Renan Wagner a centrocampo. Il Montebelluna invece, dopo un periodo di discreta crisi a cavallo della sosta invernale, insomma, ha ricominciato ad ingranare la marcia giusta con 2 vittorie consecutive. Si è staccata un po' dal fondo della classifica e adesso invece è proiettata a quota 30, immediatamente dietro al trenino che segue le 2 capoclassifica che resteranno tali fino a fine campionato. Se non avete particolari domande posso andare con le formazioni. Ma tu puoi fare quello che vuoi, Emilio, lo sai che questa è casa tua. Benissimo, allora vado giù a no vabbè scherzo, abbiamo la Triestina con Franceschini. Ci aspetti, andiamo a bere insieme, non ho capito, vuoi bere da solo? Dopo sì, assolutamente sì, ci mancherebbe altro, insomma, però durante magari non è meglio di no, considerando le prestazioni multitasking qui dentro a Rocco. Comunque, allora, dicevamo la Triestina che scende in campo con Franceschin, classe 94 tra i pali, insomma scelta forzata, dicevamo, vista la squalifica di Del Mestre. Poi abbiamo Ferrara e Frangu che saranno i terzini, Pimazzoni Piscopo, coppia centrale. A centrocampo Stentardo, vertice basso con Hakim Youssoufa che ritrova il Prato dal primo minuto dopo 3 gare in pratica senza vederlo, e ci sarà poi Federico Zetto a completare il reparto. Là davanti riposa De Petris, almeno in partenza. Sessolo e Bussi saranno le spalle di Denis Godeas, a quota 12 gol in questo campionato, il capocannoniere Labardato. Montebelluna con Bau tra i pali, poi Bressan, Frassetto, Perosin, De Marc, Severnini, Bonetto, Nicoletti, Zanetti, Ogunseie e Garbuio. Piccola curiosità, si affrontano la squadra più giovane per quanto riguarda il premio giovanili della Serie D contro la più vecchia, vale a dire Montebelluna la più giovane, chiaramente la Triestina, avendo rifondato quest'anno il settore giovanile, purtroppo è destinata ad arrivare ultima in questo tipo di graduatoria. Speriamo che il campo però possa smentire i pronostici che vedono il Montebelluna leggermente favorito. Bene, allora ringraziamo Emilio Ripari, noi entreremo ovviamente come al solito quando accadrà qualcosa sulla tua telecronaca che registri ovviamente per poi riproporla sul sito della Triestina Calcio, dell'Unione Triestina, scusate. Grazie Emilio, grazie al collegamento. Grazie a voi. Con Rocco. Io direi, allora, dobbiamo ancora dobbiamo parlare ancora molto con le nostre amici, con le nostre amici della pallamano, però c'è la barra pubblicitaria, la pausa pubblicitaria, quindi io direi rilanciamo il gioco quello serio, 3 su 3. L'altro è serio. Sì, serissimo l'altro. Allora, eccolo qua, dovete indovinare quindi Pordenone, la Fenadora, e Tamai Sacilese, 2 partite molto molto importanti per quanto riguarda questo turno di Serie D. Naturalmente il premio è la nuova cantinetta frigo. Eccola lì. Io questa la devo vincere perché mi serve a casa. Serve proprio. Sì, perché nel frigo non stanno più le bottiglie. Non ci sta più. No, nel mio frigo stanno le bottiglie, sto da mangiare ormai. GP, se continui così però ci chiamano al set tutti quanti qua. Senti, volevo dirti che a parte il fatto che appunto stanno arrivando un sacco di pronostici per il nostro gioco, è arrivato un altro messaggio per Sara. Qua si è schierato il club. Io voglio sapere se è mio moroso o no. No, non credo, perché si firmano loro e dicono, scusami, Sara uguale professionalità, bellezza e classe, Nick e Company da San Giorgio di Nogaro, immagino. Nick e Company. Nick e Company. Io so che sono anni che a San Giorgio di Nogaro si vede solo Telepordenone. Non hanno altre televisioni e quindi non hanno termini di paragone con te. Maledetto. È un maledetto. E ovviamente c'è il sondaggione, che allora riproponiamo anche il sondaggione per la Pamela, perché tu oramai buchi il video da sola. Allora, guardate Pamela in queste 2 foto, sinistra casual e destra casual, scusami. Destra casual, elegante e sexy. Allora, naturalmente, come fate per Sara, fate anche per Pamela, c'è il numero di telefono, SMS e WhatsApp 348 294 7672. Ci fermiamo. Voglio votare anch'io, io voto l'abito elegante. È bellissimo quell'abito elegante. Chi te l'ha disegnato? Nessuno, l'ho comprato. Ecco. Qualcuno l'avrà disegnato. Però molto bello. Ecco. Super. L'ha comprato all'Ikea e poi l'ha montato a casa. Sì. Visto non è che facile. Allora, Non è facile. C'è la piripipipi. La piripiripi? La piripipi. Devi andare a fare la piripiripi? No, c'è la pubblicità! Dai! 4 minuti, va là. Ci vediamo tra pochissimo. L'altra domenica. Sì. Quindi? Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia.
Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Sì, buongiorno. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Buon pomeriggio. Spiacenti, ma questa pagina non è stata trovata, dice il mio iPad. Non è una buona cosa. Siamo a posto. Sto cercando di connettermi a data sport. Abbiamo un collegamento, mi sembra. Sì, abbiamo un collegamento da Fontana Fredda. Per Fontana Fredda Luminacco c'è il nostro Maurizio Mazzon. Abbiamo l'onore di avere ospitare quest'oggi il direttore sportivo del Fontana Fredda, Maurizio Mazzon. Buon pomeriggio, Maurizio. Buongiorno a tutti voi. Senti Maurizio, allora prima di parlare della partita di oggi che è molto importante, cosa sta succedendo a Fontana Fredda? Due partite un po' così sono andate, vero? Sta succedendo quello che andavo dicendo già da un paio di mesi, che era un ritmo che noi non potevamo tenere, sapevamo che stavamo giocando sopra i nostri livelli, adesso insomma abbiamo avuto queste 2 battute d'arresto contro 2 ottime squadre, perché si ricordano che il Cras non è che possiamo nasconderci, il Corno è sui quarti in classifica, il Cras era la squadra che doveva ammazzare il campionato, quindi possono starci, adesso ripartiamo insomma. Certo, la partita di oggi è molto importante, vero? Un po' anche per il morale, no? Per riprendere il cammino, giustamente, e un po' affrontate questo Lumignaco, che anche Lumignaco ha fatto delle belle ultime partite, in quanto ricordiamo che ha 26 punti, mentre insomma non era partito benissimo.
No, in effetti Lumignaco forse è la squadra più in forma del momento, è quella che ha inellato dei risultati positivi nelle ultime gare. Noi recuperiamo un paio di infortunati che avevano contribuito a far sì che ci appannassimo un attimo, perché giocatori come Romano del Prete e Facca insieme fanno un totale di 15 gol fino adesso nel campionato, quindi non è che si possa regalarli a nessuno. Certo, Maurizio, secondo la tua esperienza, per quanto riguarda, visto che è vero che manca più o meno più di metà del girone di ritorno, no? Ma insomma tra voi e il Carasere Pen e la terza che è il San Daniele ci sono già 8-7 punti di distanza. Ritieni che sia una lotta tra voi e il Carasere Pen o che si possa inserire magari il San Daniele o appunto il Virtus Corno e magari anche la Zanese che ricordiamo ha 28 punti? Guarda, questa è una settimana decisiva perché se non mi sbaglio dovrebbe esserci in rapida successione. Il San Daniele oggi gioca con... Il San Daniele è a Corno di Rosazzo col Virtus Benissimo, Corno. esatto. Allora penso il San Daniele oggi va a Corno, mercoledì ha recupero con noi e domenica prossima va a Cras. Quindi diciamo che questa settimana queste 3 partite sono decisive proprio per la testa della classifica. Sicuramente sì, perché possono permettere a loro di rientrare nel giro oppure insomma, far sì che sia una corsa a 2. Ecco, una curiosità, vi favorisce o vi sfavorisce ad esempio lo stop che avete subito domenica scorsa a causa del maltempo? Ma guardi, per quanto le posso dire, per quanto mi riguarda, dico che ci abbia favorito perché ci ha permesso di recuperare un paio di giocatori che avevamo infortunati, poi il calcio purtroppo non è una scienza esatta. Assolutamente. Quindi... Perfetto, allora Maurizio, intanto ti ringrazio di questo primo collegamento, sai che avrai la spada di Damocle che ti chiamiamo ogni tanto per farci sapere come va la partita. Va bene, tranquilli. Grazie Maurizio Mazzon, direttore sportivo del Fontana Fredda. Ringraziamo naturalmente il Fontana Fredda e naturalmente il direttore sportivo Maurizio Mazzon. Un'altra telefonata, pronto? Sì, abbiamo il nostro Riccardo Riem in collegamento, ovviamente con l'avvocato Maurizio Mazzarella per Pordenone Union Ripa La Fenadora. Ecco, si sta più a dire il nome, intanto arriva l'ispettore Derrick, buon pomeriggio. Riccardo Riem e avvocato Mazzarella a Pordenone, cosa succede? Ciao, buongiorno a tutti. Siamo qua al Bottecchia per la quinta giornata di ritorno dove il Pordenone incontra l'Union Ripa. Partita secondo me decisiva oggi, vista le assenze del Pordenone. Oggi capiremo se il Pordenone potrà continuare nella speranza di riuscire a superare il Marano e quindi conquistarsi un posto in Serie C. Riccardo, una domanda. Dimmi caro. È successo qualcosa? Hai subito qualche lutto nella nottata? Come? Ho detto se è successo qualcosa, se hai subito qualche lutto durante questa nottata. No, sono un po' in tensione per la Juve, tu lo sai che insomma Verona per noi è una tappa fondamentale anche per la Juve, scherzo naturalmente. Chi se ne frega della Juve, scusa? Chi se ne frega della Juve? Io solidarizzo Riccardo. Noi abbiamo vinto 3-0 ieri, ciao, saluti a tutti. Adesso è arrivato Edi Bertoldi che ci racconterà. Caro Giovanni, ho una chicca per te perché io ho qua un ex giocatore dell'Udinese che è Sergio Veritz al mio fianco. Grandissimo Sergione! Quando dopo avrai voglia te lo passo in diretta così potete anche chiedergli qualcosa. Sì, perché io devo chiedergli come ha fatto quella volta col Napoli, ultima di campionato, entrare in campo e segnare subito l'1-1 che dopo col 2-1 di Gerolin l'Udinese si salvò. Beh, dopo glielo chiedi. Va bene, comunque vengo al dunque, ti do le informazioni intanto delle due squadre dove il Pordenone gioca con Carreri, Migliorini, Pramparo, Michele, Ruopolo, Dionisi, Burato, Matteo, Zamaccan, Zanato e Berzotti. Naturalmente ci sono 3 assenze pesantissime, Nicolini, Mattielli e soprattutto Zubin davanti, quindi oggi vedremo il Pordenone senza queste 3 colonne come si comporterà. Ti passo intanto l'avvocato Maurizio Mazzarella per un primo commento al volo. Sì. Giovanni, ciao, avvocato, siamo qui a i miei Bottecchia. dispetti. È una partita difficile perché l'Union Ripa è una delle squadre più in condizione del campionato. Vediamo se lo sarà anche oggi. Ecco, volevo farti commentare, visto che abbiamo una nuova conduttrice in studio, no? Che insomma è tanto bella quanto insomma sai un po' traviata perché tifa per il Milan. Hai visto la partita ieri Napoli-Milan?
Se l'ho vista a Seedorf disastroso. Seedorf disastroso da rimpiangere Allegri, che era già disastroso anche lui. Quindi proprio, guarda, veramente una cosa incredibile. A 20 minuti alla fine e fa entrare Pazzini, e invece di tenere dentro Balotelli, tira fuori anche Balotelli, cioè solo un Sommaro può fare una cosa del genere. Palo di Macan su un'azione sulla destra del giovane Berzotti. Quindi Voglio comincia bene dire, il Pordenone. solo un Sommaro può tirar fuori Balotelli e mettere Pazzini. Vorrei che Sedorf mi spiegasse che cosa ha cambiato tatticamente della sua squadra facendo quella mossa. Certo. Cioè, veramente una cosa allucinante. Se io fossi in Berlusconi stasera lo avrei già esonerato. Ecco, così Ti facciamo dico un subito altro giro questo. di rumba. Poi volevo spiegare, no, che tanti si sono... Però in un paese dove il Presidente della Repubblica costa più della regina Elisabetta, di Obama e di Putin messi insieme, è chiaro che può succedere di tutto. Ecco. E quindi di avere anche Seedorf al Milan allenatore. Poi, avvocato, volevo spiegare una cosa, no? Che tanti hanno visto Balotelli in panchina che piangeva. In realtà non piangeva perché è stato sostituito, quanto... Scusa, non l'ho sentito perché la gente gridava. No, dicevo che tanti oggi si chiedevano come mai Balotelli, quando è andato in panchina, si è messo a piangere. Voglio specificare che lui non piangeva per la sostituzione, ma in quanto gli hanno comunicato che alla FICO deve dare 40.000 euro al mese, altro che piangere. Penso che il pianto derivasse proprio da quella nuova, dalla notizia che gli è arrivato, o dal fatto di non avere più Raffaella Fico, che... Ma deve essere quelli che sono vicino a Berlusconi, no? Che quando gli arrivano gli alimenti da pagare sono bombardate. 40.000 euro al mese, alla faccia di mantenere... ma stai attento, se Balotelli prende 3 milioni di euro all'anno e 480.000 per la figlia è normale. Sì, spiccioli, dai. Anzi, prende 4,5, mi rettificano, quindi 400.000 è il 10%, 480 è il 10%, è normale, perché ai poveri cristi tante volte gli assegnano un quinto di quello che prendono. Certo. Quindi è già fortunato che gli è andato solo il 10%. Va bene, allora il Pordenone ha cominciato bene, abbiamo sentito appunto dall'avvocato Mazzarella un palo di Berzotti subito. Poi abbiamo qui l'amico Sergio Rizz, con il quale ci siamo già scontrati diverse volte nei campi in Italia, ex udinese, in Serie A naturalmente, e potrai chiedergli magari qualche parere sull'udinese attuale. Ecco, lo facciamo più tardi nel prossimo collegamento perché abbiamo ancora molti collegamenti da fare, avvocato. Buon lavoro. Grazie, a ciao, più tardi. Ciao. Quindi in Serie D sono cominciate tutte le partite. Pamela, chi è arrivato? Si è materializzato col teletrasporto? È di Bertoldi. E chi è di Bertoldi? Non lo so. Porca miseria, non so chi è di Bertoldi. È il mio preferito, come non lo sai? No, il mio preferito è Alberto Commisso, scusa. E tra poco c'è anche lui, non preoccuparti. Beh, io per l'etano, insomma, io sono più vecchia, allora vado su. È tutto... Si chiama esperienza. L'università ufficiale dell'Udinese Calcio. Ma non parliamo di Udinese perché dobbiamo tornare a parlare con la palla a mano, con le ragazze. Eravamo al mese di febbraio, no? Sì. Giulia e Simona, vediamo il mese di febbraio che appunto c'erano due ragazze piccoline, molto piccoline, guardate lì. Perché voi avete anche una squadra di ragazzi molto giovani, 12-14 anni, leggevo, lavorate nelle scuole. Sì. So che ci sono due ragazze della nostra squadra che appunto aiutano l'allenatrice Claudia Dodorico ad allenare il lunedì pomeriggio nella palestra del CUS e fanno appunto con ragazzini di quest'età e niente, appunto due nostre compagne di squadra a cui piace lavorare anche con i bambini. Brave, non è facile. Sì, no, infatti. Ecco, questo è il mese di marzo, mese prossimo. Qui sono le colleghe, come si chiamano? Allora, quella a destra sono io. Ecco. Con la maglia ufficiale del Brasile del 78. Avevo riconosciuto i colori, sì. E quella a sinistra invece è la Rabassi. La Rabassi. E che bella questa è bellissima. Questo è maggio aprile, chiedo scusa, Alice Boeri. Belle queste foto. Maggio. Ma mi dicevi che avete scattato tutto in un pomeriggio? Sì. Magari ricordiamo il nome del fotografo. Gian Domenico Ricci, un bravissimo fotografo, collaborativo e molto paziente con tutte noi. Non so come ha fatto a non impazzire. L'avete fatto diventare matto? Un po' tra vestiario, trucco, eccetera, eccetera. No, è andata molto bene, diciamo, sì.
questo calendario si trova ancora in giro? Vendita, sì, ecco, allora, sì. Visto che è giusto sostenere uno sport, soprattutto un movimento sportivo come la pallamano a Udine. Sì. E lo potete trovare, allora, c'è la nostra pagina Facebook, Pallamano Cus Udine, dove ci sono tutte le informazioni. Comunque basta contattare qualcuna di noi e... Certo. Si arriva, costa 10 euro, insomma sono 10 euro ben spesi perché aiutiamo un movimento che è importante, siamo l'unica squadra in Friuli femminile, giochiamo in tutto il Veneto. Giocate in Serie B? Sì, in Serie B giochiamo. Quindi insomma... E chiaramente sostenete dei costi per le trasferte? Questo sì, questo assolutamente, dovendo andare sempre in Veneto, comunque con dei pulmini, i costi sono quelli che ci sono. Questi sono i vostri allenamenti? Cosa sì, questi sono momenti in prepartita. Preparazione. Perché il fotografo è anche videomaker, vero? Ha fatto sempre lui o no, questo video l'ha fatto in realtà un altro ragazzo, un amico di una nostra compagna di squadra, e ci ha riprese nei momenti pre-partita. Bello, però sembra veramente un videoclip. Come sembra? È un videoclip. Sembra un videoclip. C'è una canzone? È un videoclip. Sì, c'è la musica sotto. Ma voglio dire, non il video è una canzone, quello è molto bello. È molto bello, sì. E qua siamo in palestra prima di giocare con i nostri dirigenti. Quanto vi allenate voi? 2 volte a settimana, perché comunque quest'anno abbiamo dovuto ridurre il numero di allenamenti, se no ne abbiamo sempre fatti 3. Per motivi economici? Di palestra e anche per impegni dell'allenatore, impegni anche nostri, perché siamo in 4 ragazze che veniamo da Trieste, studiamo a Trieste, veniamo su con il treno ad allenarci, quindi è comunque un impegno. E voi siete studentesse? Sì, a parte qualcuna, ma la maggior parte studentesse. Simona, ma la pallamano vista da fuori sembra uno sport dove è molto tecnico, ma non ci si va tanto male. Invece so che vi menate anche abbastanza, vero? Sì, non troppo, però. Non troppo? Cosa significa menarsi non troppo? Non ci si fa malissimo, Sì. però perché è uno sport di contatto. Di contatto. Sicuramente sì. Che poi, agganciandoci anche a Edi Pertoldi, anche nel calcio viene molto usato la pallamano, soprattutto quando si provano i nuovi schemi, no Edi? Durante gli allenamenti usano molto la pallamano nel calcio, col pallone da calcio, proprio per provare i nuovi schemi, le nuove posizioni, eccetera. Voi giocate mai a calcio per provare gli schemi di pallamano? No. Per provare gli schemi di pallamano no, però alle volte ci riscaldiamo un po' giocando a calcio, non con grandi prestazioni, insomma, ovviamente, però insomma... Ci divertiamo, è bello questo scambio di giochi, no? Tra il calcio e la pallamano. Ma quando fate le partite avete abbastanza pubblico che vi segue oppure... Sì, diciamo di sì. Io sono soddisfatta, devo dire la verità. Certo è che insomma io invito tutti a venirci a vedere la prossima partita che sarà il 23 di febbraio alle 18 al Palacus. Che è dove? Udine, è ai Rizzi, in Via delle Scienze. In Via delle Scienze. Tutti invitati. Certo. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Per me ovviamente. Sicuramente. No, stanno arrivando per Pamela. Li leggiamo dopo, però perché ci terrei a collegarmi col chiosco. Scusami. Con Monfalcone. Con Monfalcone, col nostro Roby Visentino. Allora, naturalmente il collegamento con bellissimo stadio di Monfalcone per Fincantieri Monfalcone, non mi ricordo con chi giocate. Ah no, da Belluno, altro che da Belluno Fincantieri. Siamo in mezzo ai monti qua. Sei in mezzo. C'è anche tanta neve, vero a Belluno? No, assolutamente no. Ah no? Poco prima della partita è uscito un sole primaverile proprio. Allora tu sai che la cosa più importante nel primo collegamento è farci sapere qual è il menù del chiosco ambulante quest'oggi. Allora, il chiosco ambulante si è mosso in formazione completa, si sono presentati con le trippe, il goulash, il fornello con tutto il necessario per dar da mangiare dopo alla squadra dei tifosi nostri e avversari, al solito. È il tutto annaffiato da vini o da birra? Ma un po'. Un po', giusto. Per tutti, non ci scandalizziamo, no? Ognuno ha le sue scelte dopo. Sì. Allora, dopo questa pausa, il Monfalcone come... di cose serie. Ecco, infatti, come affrontate il Belluno che è una brutta gatta da pelare? Ricordiamo che
In classifica il Belluno è terzo in questo momento, diciamo che dopo le prime due che fanno la corsa a sé, ovvero sia Marano e Pordenone in Serie D, c'è il Belluno a 40 punti. È la prima squadra dei normali questa. Sì, esatto. Gli altri due fanno campionato a sé, no? Sì. Niente, è cominciato da 12 minuti, adesso la partita, abbiamo avuto una palla gol per parte. Il nostro Connacampora che su un contropiede ha calciato, ha beccato 2 volte il difensore avversario, mentre loro su una cross dalla destra, un calcio al volo dal numero 11 avversario. Partita abbastanza equilibrata, ce la stiamo giocando e pubblico delle grandi occasioni, penso, non lo so, noi saremo una cinquantina solita. Voi siete sempre quelli. Vabbè. Sì. Allora io rinnovo la richiesta di tutti noi dello staff dell'altra domenica di chiedere un anticipo a Monfalcone per venire a Monfalcone anche noi, per cortesia allora, fatelo. Adesso estendo l'invito al presidente qua vicino, ma tanto mi confermerà quello che ti ho detto l'altra volta. Che non si può, lo so. Per motivi di ordine pubblico non si può giocare il sabato. Sì, no, non per ordine pubblico perché andiamo noi, quello è l'ordine pubblico, capito, no? E l'ordine pubblico è questo, perché vogliamo tornare a casa presto la sera. E con te non si può, no? È vero, con Giovanni si sa quando si va e non si sa quando si torna. Ma quello è bello. Assolutamente. Benissimo, allora grazie a Roberto Visentini questo primo collegamento, ribadiamo il risultato Belluno Fincantieri Monfalcone 0-0, noi ci sentiamo più tardi, grazie a Roberto. Ciao Giovanni, a dopo. Grazie. Ciao. Come siete messi in classifica voi? Insomma, siamo a metà. Diciamo Beh, dai, così, se siamo a siamo metà. Metà alta o metà alta come Giovanni? No, metà alta, medio alta, medio bassa. Ma sicuramente verso giù, se no l'avevo detto. Ma Simona, quali sono le squadre più forti nella vostra Sicuramente categoria? Mestrino, Vigasio, Oderzo. Con cui abbiamo perso. Sì. Che avete perso? Sì. Quando avete perso? Sabato scorso. Sabato scorso, cioè ieri? No, scorsa settimana. Quanto? Vabbè, bisogna proprio andare a leggere. Siamo un po' bastardi con la trasmissione, scusami, ma siamo fatti così. Insomma. Vabbè, ma succede. Poi, certo siamo meglio dell'Udinese. No, pian calma che noi andiamo in finale di Coppa Italia, andiamo piani per cortesia. Vero sindaco che andiamo in finale? Sono assolutamente tifosa dell'Udinese, però quel che è giusto è giusto, insomma. Ma i vostri colori sono bianco-neri, spero. No. Sì, nostri no, rosa nero. Non vedi che sono rosa rosa neri? Anche bianco-nero. Quindi vi piace un sacco, piacete un sacco Zamparini voi. Sì, ma siccome lui dà soldi a destra manca Edi, se gli chiedono un finanziamento magari un 50.000 li dà anche a loro. Io devo stare attento all'allenatore però. Sì, con Zamparini. Domenica dopo perdi, ti manda via. Rischia. Sì, prego. Un po' di messaggi parecchi perché rispondono alle che ripetiamo, anzi lo facciamo anche vedere. C'è un microfono Sento, che si sta sì. cambiando. Quindi? Ecco, se preferiscono Pamela Bonesso in casual o elegante o sexy. Giusto? Edi ha già detto la sua chiaramente. Io me l'aspettavo, ma non da te però. Non ho detto nulla. Sapevo che qualcuno l'avrebbe detto, ma non me l'aspettavo da te. Ho detto muta. Grande Muta ha delusione. detto. Abbiamo capito male qua tutti. Tutti hanno capito male. Allora, Gemma. Allora sono arrivati. Pamela va bene sia sexy sia casual, anche sul frigo. L'importante è che ci sia sempre. Anche sul frigo. No, perché dopo dobbiamo tornare a farle vedere le foto perché Edi non ha visto la Pamela col frigo che ha vinto. Poi andiamo avanti. Poi è arrivato un altro messaggio che si chiede: ma gli ospiti parlano? No, vengono qui a mangiare i crostoli, le frittelle offerti dalla pasticceria Diana. Rispondo io, scusami. Poi ancora, potete chiamare no, questo scusa, è un messaggio di servizio, l'ho confuso. Con il consenso di Giovanni Con il consenso di Giovanni, da domenica prossima mettiamo il frigo del Milan e Pamela vicino, sempre sexy. Ecco, il consenso non ve lo darò mai. Il frigo del Milan qua non entra. Poi un altro messaggio dice: un uccellino mi ha detto che una volta tifavi per la Juve. È vero? Immagino sia rivolto a Pamela, ovviamente. Hai cambiato bandiera? Piccola perché c'era il nonno che mi... Poi per cosa è successo? Che mi diceva...
ti do le monetine e tifi Juve. Allora poi mi sono stufata e ho detto no. Tu non è anche amico di Terenzani, quindi abbiamo detto tutto. E c'è un ultimo messaggio che si chiede: vorrei sapere se sei single o no. Ancora? E noi GP abbiamo scoperto una cosa. Abbiamo lo Scoob, ma lo teniamo per dopo. Per dopo, perché adesso c'è Omar in devo dire una attesa. cosa. Aspetta che deve dire una cosa anche lei. Allora, se sono fidanzata o single lo scoprirete a fine puntata. Beh, fine, deciderò io quando No. scopriamo, non ho capito. A fine stagione. Lo decidi tu, va bene. Ok. Sì, così l'audience arriva fino a fine stagione, ce l'assicuriamo. Comunque la Pamela è tanto bella e carina, adesso vi svelo un retroscena, caro Edi, no? Allora ieri per promuovere la trasmissione abbiamo postato un po' di fotine noi sulla nostra pagina Facebook che ha un sacco di seguito, dopo vi do i numeri. Dopo ci dai i numeri. Incredibile. Allora abbiamo postato le foto di Sara, la mia, quelle di Pamela e quelle di Pamela Omar Costantini e altre cose. E nelle visualizzazioni la nostra bellissima Pamela è arrivata seconda. Sì, ma tu fai il furbo e non è giusto. No, allora è da chiarire qua. Dai, allora, chiarisci. tu hai messo una tua foto e quindi tutti vanno a vedere solo la tua foto perché ce n'è una sola, dici? ce n'è una. Della Sara hai messo una sola foto, quindi tutti vanno a vedere quella. Di me hai messo 3 post. E quindi? No, Che nella strano. stesso post 3 foto, Sì. vale per uno. Vale sempre per Sei uno. furbo. No, non sei furbo. Sta di fatto che la Sara ha avuto 100 e rotte visualizzazioni, tu ne hai avute 3,31, io ne ho avute 4,28. Ma sono Questo diversi, da significa computer che siamo diversi. seguiti dai maschi. No, perché i maschi guarderebbero lei, non sicuramente me. A me che oramai vale tutto, quindi Quello che ti ha chiesto ma se sei single, io so dare una spiegazione a tutto ciò, no? Giovanni, sei single? Sì, Si chiedono a casa. sì, sono single, ma non importa. Dimmi Gemma, che ti vedo angosciata. Sto aspettando che finisci perché c'è Omar in... No, ma mica le mie stronzate, dai, Vogliamo mettiamo trattarlo male diretta, davanti dai. avanti. Omar! Eccoci, mi sentite? A casa, Allora, Eccoci cosa qua, succede mi a Corno sentite? di Rosazzo? Allora Giovanni, gli arbitri sono tornati in campo insieme ai 2 capitani per l'ultimo giro di campo per capire se il match si dovrà disputare o meno. Allora, ripeto, è una risaia. In linea di massima la partita si potrebbe anche giocare, però c'è da capire se finirà poi, perché secondo il mio punto di vista dopo mezz'ora qui veramente dovremmo chiamare le mondine più che dei giocatori di calcio. No? Possiamo Perché mandargli se vuoi dare una mano a Pamela, che ha anche le scarpe adatte. Sì. Infatti volevo dire a Pamela, qui stanno facendo un sondaggio anche in tribuna a Corno, stanno chiedendo, ma la Malta secondo te in un campo del genere va più sciolta nell'acqua o è meglio mettergli un po' di calcina vicino, secondo Bene, te Pamela? Sì, lo chiediamo subito alla Pamela che lei è esperta di muratura e quant'altro. La Malta. Troppa acqua non tiene, va bene, ovviamente. no. Quindi- No, meglio, sì, no, ma anche perché Sì, diventa... bisognerebbe aggiungere più sabbia e più cemento. per avere una cosa bella dura, no? Resistente, sostanziosa. sì, se no non va molla lì, sì, infatti, appunto. se no non va bene. Vabbè. Ti è piaciuta la spiegazione, Omar? Sì, ho sentito. Allora, ti ripeto, i 2 capitani insieme al direttore di gara e ai suoi assistenti sono ancora sul campo, che stanno cercando di capire se si può dare inizio o meno a questo match, però ripeto, secondo me si può giocare, ma la sensazione forte è che dopo mezz'ora qui si sospenderà la partita perché il campo avrà minimo un danno di 4.000 euro, almeno così sentivo anche i miei amici qua che mi stavano raccontando. C'è da capire, ripeto, se si potrà giocare o meno. La sensazione è che si dovrebbe giocare, però vedo facce non molto convinte che mi stanno guardando e ascoltando dietro di me. Ripeto, Allora, il tu campo, tienici aggiornati. Sì, allora Giovanni, io ti richiamo, entro 5 minuti ti richiamo, così se si gioca ti do anche la lettura delle formazioni, altrimenti andremo a fare qualcos'altro, io e la mia seconda voce, se non si è persa nello Iudrio da qualche parte dopo arrivare a momento. Se magari passi di qua e porti 2 bottiglie di quelle buone, non ci offendiamo, assolutamente. Quella cosa lì, ecco. Allora ci risentiamo tra poco da Corno di Rosazzo. Va bene. A dopo, Omar. Va bene, allora... Posso leggere questo messaggino prima della pubblicità? Sì, assolutamente. Allora salutiamo Alessio e Antonio che ci scrivono sulla pagina Facebook. Ragazzi, noi, tu neanche tanto, ma i mitici Andrea e Cristina, glieli facciamo fare 2 passi di salsa? Buona domenica dai vostri fan Alessio e Antonio. Ciao, bacione. 2 passi di salsa, ma fate... salsa magari anche con un po' di, Sì, di pomodoro. basilico e avanti qui. No, allora intanto salsa e poi qua non si può ballare perché c'è l'erba sintetica. Io riporto i messaggi. Non è la vostra disciplina. Dopo abbiamo un sacco Alessio, cosa dici? Non è la loro disciplina. Abbiamo un sacco di filmati dei nostri campioni del mondo. Non sono aggiornati. Prima di andare in pubblicità volevo chiudere il fatto che io ho vinto Ancora con la guerra delle foto. La guerra delle foto.
Perché allora, un sacco di donne guardano me perché si sa che alle donne piace l'uomo che fa ridere, no? Sì, Sì, non ridicolo, No, che fa ridere, ma cosa? io infatti faccio ridere in tutti i sensi, quindi hai capito? A tutto tondo. A tutto tondo faccio ridere. Allora c'è la Tondo, a proposito. Tondo. C'è la pubblicità. Sì. 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica. Lo sport, Triveneto in poltrona. Sì, fai così. Faccio la carina. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep Your Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo sport Triveneto in poltrona, chi è che mi passa dietro facendo le boccacce? Ma che fa? Il diavoletto tentatore. Oh, dunque in Serie D cambia un risultato, Fersina 1, purtroppo per gli amici di San Vito. Forza Fersina! San Vitese 0.
Ma anche domenica scorsa, io ti ricordo che 2 domeniche fa, nell'ascontro col Tamai, la San Vitese è andata sotto il primo tempo, poi ha vinto 2-1. Sì, ma io non è che ce l'ho con la San Vitese, io tifo Trentino, capito, in generale. Cioè, ma tu sei tutta stramba, sei di Trieste, tifi la Juve, parli inglese. Prego, Gemma. Ho capito cosa si fa, ha detto Omar. Abbiamo Cosa si fa? Che cosa si fa? Nel senso, se si gioca non si gioca. Allora sentiamo cosa succede. Sentiamo. Sì, allora Giovanni, allora è ufficiale, la partita non si gioca e verrà rinviata, data da destinarsi per decisione del direttore di gara che ha ritenuto impraticabile il terreno, nel senso che, come avevo già sottolineato nel precedente collegamento, si poteva iniziare il gioco, ma sicuramente dopo mezz'ora sarebbe stata sospesa perché, ripeto, il campo è una risaia ed è impossibile continuare per un match regolare, che tra l'altro è un match importante, come abbiamo sottolineato. Qui si giocano al terzo posto tra il San Daniele e il Virtus Colno. Dunque, ripeto, da Colno di Rosazzo sono le 15 dell'ora del meridiano dell'Europa centrale. Virtus San Daniele non si gioca e verrà recuperata a data da destinarsi. Per il momento da Colno di Rosazzo è tutto e ripasso la linea allo studio. No, Omar, rispondimi. Dica. Torni qui da noi, cosa fai? Ma adesso guarda, io sto aspettando la mia seconda voce, che ripeto che mi comincio a preoccupare che non si sia perso da qualche parte come il suo solito. È sparito? E dopodiché decideremo il da farsi. Ma deciderete No, voi? perché c'è un sacco non di c'è un ordine di scuderia, non gli diciamo torna qua e lavora. No. No, potrebbe essere che andiamo a seguire Verona-Juventus da qualche parte. Ah, ecco, anche. Bene, ringraziamo Omar, se passi da noi. Allora, per il momento è tutto a voi studio. Grazie. Grazie Omar. Gemma. Oggi, oltre ovviamente ai pronostici per le partite. Allora ti fermo subito perché un altro risultato cambia in Serie D, come voleva dimostrare, a mezzo corona Marano va in vantaggio, quindi mezzo corona 0, Marano 1. Sì, non ti voglio dire una roba, però hanno giocato ieri, Ah, ecco, in anticipo, non l'avevo visto, vabbè, bella questa figura. Non l'avevo visto che era in la faccio anticipo. sempre io questa figura qui, un po' a testa. No, stamattina ero andato a guardare e non l'avevo Guarda, visto. volevo fartela passare sotto silenzio, poi ho detto no, Hai fatto bene, hai fatto bene. Prego Gemma. Sono soddisfazione. Sono arrivati un po' di messaggi appunto oltre ai pronostici per il nostro gioco e uno dice che trasmissione glamour, arredamento chic, conduttori elegantissimi, battute intelligenti e tanta simpatia e poi funziona tutto alla perfezione. Stiamo prendendo in Quasi, dai. Secondo me stai guardando Rai 2. Complimenti da Paolo. Mentre un altro messaggio ci dice vorrei sentire parlare gli ospiti. Cioè, cosa sta guardando? Allora, interroghiamoli allora. No, aspetta un attimo, allora io mi chiedo se tu che ci mandi questo messaggio in maniera bonaria stai guardando noi o magari ogni tanto fai zapping, perché testimoni le nostre amiche della pallamano, abbiamo parlato un sacco di pallamano con loro. Esatto, quindi non so che cosa, telecapodrista stai guardando, non so, vabbè. Contento tu, comunque se guardi qualche altro canale ci fa anche piacere, voglio dire. Non ci sono mica problemi. Ma sì, siamo i più bravi, cosa vuol dire? Devi essere un po' più British. Ma che British, sono furlano io, che British. Che British è British. Più bretella. Sei furlan, vero sindaco, che noi siamo furlans. Beh, io sono anglo-bisiacca e allora? Pensa a te questa, anglo-bisiacca, mamma. Non ho mai sentito questi social. Sono anglo-inglese, ma ho capito. Interroghiamo Stefano Gatti, che magari ti può servire la polimedica. Possiamo fare qualcosa per un anglo-bisiacca? Oddio. Per quanto ci si è inguaribile. Sforzi, no. È inguaribile. Se è un caso l'ho mai perso. Una roba persa. Cosa c'è da guarire, scusa? Cosa c'è da bravissimo? Cosa c'è da guarire? Lato bisiacca. Quello anglo possiamo anche tenere. Anglo-bisiacca. È la parte bisiacca, ma è un caso, sono nata prematura, 2 mesi in anticipo. Si vede. La mamma era gorizia. Infatti qualcosina ti manca. Sai che chi nasce prematuro si sviluppa male qualcosa nel corpo. Cosa, a te si è sviluppato. Facciamo un sondaggione, cosa che si è sviluppato male nella Sara? E non i capelli. Allora, ma ieri avete visto poi la partita d'Udinese voi? Io sì, sono tifosa e guardo il calcio. Anche se devo dire, al contrasto di tutti voi, sono anche un po' interista. Devo dire. È tutta la nostra compassione per quest'anno. Però insomma, non si sa. Vabbè, è un anno che non va. Pensa che gli momenti di difficoltà. Gli interisti ogni 60 anni riescono a vincere qualcosa, non è male. Ogni 60 anni. Quindi pensa che tu non la vedrai più vincere. A meno che non vivi come Berlusconi fino a 120. Non è detto, dai. Tu io vendo tutto e te ne vendo meno.
Allora, Comunque prima squadra udinese. e tu Simona? Io non seguo molto il calcio. Proprio non te ne può fregare di meno. Ma che sport segui a parte la pallamano? La pallamano e basta oppure anche altri sport che ti piacciono? No, No. solo la pallamano. Solo la pallamano. Guardo ogni tanto il calcio, però non sono tifosa di una squadra in particolare. Sì, certo. Ma neanche il cricket, non so. Il curling è bellissimo per dormire, il curling, quello che c'è alle Olimpiadi, no? Quelli con la spazzola davanti, se vuoi addormentarti ti metti a vedere una gara di curling. curling, ho capito. Curling, Quando tu parli inglese io non ti capisco. la pronuncia di SH è questa. Nel frattempo la Juve, tanto per cambiare, va in vantaggio. Grande! Beh, È il compito tuo questo. certo che vincere è facile, però. La Juve contro il Verona è in vantaggio. E chi ha segnato? Non ho visto. Carlito Tevez, grandissimo Tevez. Al quarto minuto, Bologna cosa ha fatto? Ha vinto 2-1. Forza Juve. E allora? Bologna ha vinto. Dunque Lo sapevi già? vabbè, un gol diciamo di fortuna, ecco, un rimpallo, arriva a Tevez e la butta dentro. La fortuna aiuta gli audaci. Esatto, quindi Ecco. primo risultato che si sblocca nelle partite pomeridiane appunto della Serie A. Allora io direi, Pamela, ricapitoliamo tutto quello che succede in Serie A, da ieri ad oggi. Beh, ieri ha giocato la Fiorentina contro l'Atalanta, ha vinto 2-0, l'Udinese contro il Chievo ha vinto 3-0, il Napoli contro il Milan ha vinto 3-1. Oggi ha giocato a mezzogiorno e mezzo il Torino contro il Bologna e ha perso 1-2. Sì. E adesso sono iniziate le partite Lazio-Roma, Livorno-Genoa, Parma-Catania, Sampdoria-Cagliari e Verona-Juventus che è già in vantaggio. Chi? La Juventus. Ah, ecco, Se no dillo, non serve sì. dirlo, Giovanni. Nel frattempo in Serie D, come ti dicevo, cara la mia Pareggio Sara, della Sanvitese. esatto, la Sanvitese 1-1. è su una buona onda, sta vincendo da 3 partite consecutive, Sì. vediamo che anche oggi faccia un bel passo per tirarsi fuori dai play-out. E allora io direi, visto che c'è anche Edi Pertoldi, il sindaco di Folgaria che è tifosissimo dell'Udinese, l'ho saputo per vie traverse, i suoi concorrenti politici me l'hanno detto, ma il commento tecnico lo fa Giulia, che ha visto la partita. Oh, ma addirittura un commento. Commento tecnico, poi parliamo naturalmente con gli amici, con Edi che era lì. Raccontami quello che hai visto tu dell'Udinese. Io ho visto anch'io l'Udinese, dopo lo dico anch'io la mia. Io dico che secondo me hanno giocato molto bene in difesa e quindi sono riusciti a recuperare dei palloni in contropiede. Certo. E quindi questo è stato secondo me il meccanismo che li ha portati un po' alla vittoria. Sì, secondo tempo. Secondo me. Il secondo tempo. Sì. Perché il primo tempo. Non devi imbeccarla però, No, perché- dice quello che vuole dire. Perché generale, il insomma. sindaco il primo tempo è stata una galleria degli orrori. Il primo tempo è stata una partita un po' difficile, ma anche loro devono salvarsi, quindi penso che sia stata una partita anche un po', visto i risultati da cui venivamo noi, a parte la vittoria a Bologna, una partita molto delicata. Devo dire che ha fatto secondo me una grande partita, come lo sta facendo tutto il campionato. Basta, io non so come mai non è andato il migliore in campo ieri, per me è stato superlativo per tutta la partita, ma anche per la continuità che sta dando questo giocatore a Guidolin tutto il campionato, tutta l'annata. E poi ieri ci abbiamo messo un po' di cuore, un po' di anima che molte volte è mancata, no? Perché oltre alla qualità dobbiamo anche metterci un po' di quella voglia, certo, che ogni tanto serve per vincere alcune partite delicate. Speriamo che martedì continui questa lena, certo, come dice Paolo Pozzo, vincere aiuta a vincere, speriamo che scaramanticamente si continui su questa scia, però bisogna andare a Firenze con coraggio, non bisogna avere paura, perché se andiamo con paura a difenderci, devo dire, noi non abbiamo, io forse sarò in controtendenza, ma secondo me il reparto dove noi pecchiamo un po' di più quest'anno è la difesa, a parte adesso la bellissima scoperta del portiere, però abbiamo un centrocampo e un attacco che è da prime 5 in classifica, secondo me, se giocano come devono giocare. Forza Triestina! Triestina intanto fa 2 gol, quindi 2 gol, sì. Triestina 2, Montebelluna 0. Bene. Eccellenza, si è sbloccato il primo risultato perché hanno cominciato alle 3 oggi, lo ricordiamo, e 13° Cras-Repin 0-1. Ecco, Cras-Repin naturalmente in testa e comincia questa nuova partita e va subito in vantaggio. Parlavamo prima proprio con il direttore sportivo De Fontana Fredda che il Cras-Repin è di un'altra categoria, sicuramente più attrezzato di tutte le altre squadre per fare il salto di categoria.
Torniamo, diciamo che oramai con Emilio Ripari ci colleghiamo a Trieste tra il primo e il secondo tempo, ribadiamo il risultato, la Triestina è in vantaggio per 2-0 e poi con calma ci racconterà Emilio cosa è successo al Rocco. Torniamo a parlare naturalmente di Udinese. Signor Sindaco, ma io ho visto il primo tempo, a parte ho visto oggi gli highlights, bisognerebbe spiegare ai giornalai, no? Ai giornalisti che commentano che si chiama Scuffet, non Scuffet, no? Sì. Perché è anche ora di finirla. Sono 3 domeniche Edi che questo gioca. No, l'ha chiamato Scaffè la prima, pensavano fosse francese. Scaffè, ecco. Invece chi ha fatto gli highlights per quelli ufficiali della Lega Team, no? Ho visto oggi gli highlights, oltre ad aver visto ieri la partita, e ripeteva Scuffet, porca miseria, cioè un giocatore di Serie A. No, dicevo, il primo tempo mi è sembrato invece, naturalmente facciamo intervenire adesso anche Edi, mi è sembrato di vedere una squadra un po' molle sulle gambe il primo tempo. Io ho visto meglio di altre partite. E grandi amnesia a centrocampo, ho visto anche Edi le 2 grandi occasioni che ha avuto il Chievo di andare in vantaggio. Ma guarda, io ti dico una cosa, l'Udinese con le grandi gioca sempre meglio, perché le grandi cercano di vincere, sono gli spazi, e negli spazi l'Udinese trova naturalmente quelle che sono le sue caratteristiche migliori, cioè la ripartenza e i lanci veloci, come è accaduto ieri, poi nel secondo tempo, quando l'Udinese è andata in vantaggio e ha costretto il Chievo ad allargarsi. Certo. Giocare contro squadre che difendono in 10 dietro lei nella palla non è facile. Non si riesce a trovare il pertugio giusto e quindi è chiaro che bisogna cercare a centrocampo di far salire un pochino la squadra avversaria per andare poi a sfruttare gli spazi. E devo dire invece che ieri l'Udinese nel primo tempo è stata calma, non si è lasciata prendere dalla frenesia di trovare a tutti i costi il risultato, e poi quando è arrivato ha gestito la partita. Fra l'altro ieri mancavano giocatori importanti come Pinzi e Allan, ha esordito questo Yebda che è arrivato dal Granada, un algerino che ha iniziato un po' in sordina, però poi alla fine insomma si è dimostrato un giocatore abbastanza utile, soprattutto per quanto riguarda i fraseggi a centrocampo. È un giocatore che dovrà capire un pochino quelli che sono i meccanismi di questa squadra, è appena arrivato e quindi bisogna dare anche un po' avere anche un po' di pazienza nei confronti di questi giocatori. Un Udinese che comunque con questa vittoria si è tolta un pochino da quelle che sono le pastoie di un fondo classifica che comunque non le apparteneva. Certo. Perché diciamo la verità, tecnicamente, anche per quanto riguarda poi gli obiettivi che si dà ogni squadra inizio del campionato, essere lì a ridosso del Chievo, del Livorno, onestamente era qualcosa che non si poteva immaginare. Ti fermo perché abbiamo un risultato che cambia Serie A e dopo continuiamo. Il Genova è passato in vantaggio contro il Livorno. Quindi Livorno 0, Genoa 1, a noi fa benissimo così. Gemma, che abbiamo in linea? Sì, abbiamo in linea Riccardo Riem per fare 4 chiacchiere, però nel frattempo è variato anche un altro risultato, Chios 1, Rivignano 0. Perfetto, quindi anche Chios ricomincia la marcia dopo qualche battuta d'arresto in eccellenza. Chios 1, Rivignano 0. Quindi in questo momento in eccellenza sono cambiati solamente 2 risultati, Chios Rivignano appunto 1-0 e a 13° Cras Reppen 1, 13°0. Prego Gemma. Riccardo. Pronto qua. No, era solo per dirvi che la partita è sempre in equilibrio, c'è stato un bellissimo tiro del centravanti dell'Unione Ripa che ha trovato spiazzato Carreri, però la palla si è infranta sulla traversa. Quindi è una partita equilibrata, difficile per il Pordenone. Quindi la partita diciamo può essere sbloccata solamente da un episodio. Ho qua Sergio Brizzi che avrebbe commentarti un po' la partita, tra l'altro. Io direi, Riccardo, siccome sta per finire il primo tempo, sentiamolo con calma tra il primo e il secondo tempo con un commento di tutto il primo tempo e non perché magari succede qualcosa, no? Tieni calmi gli ospiti, tra il primo e il secondo tempo ci sentiamo così. Sentiamo un commento di tutto il primo tempo, anche perché giustamente come mi ha ricordato la Sara, c'è l'assilo di vincere perché il Marano ha già vinto, voglio dire, no? Sì, quindi infatti ti dico la partita è molto in equilibrio, il Pordenone fa fatica veramente a organizzarsi all'attacco. Sì, l'avvocato Mazzarelli dice appunto la traversa del centravanti dell'Unione Ripa, che devo dire la verità ha fatto un tiro da 35 metri che ha sorpreso un po' tutti e si è infranta sulla traversa. Comunque ci risentiamo dopo per i commenti alla fine del primo tempo. Perfetto, alla fine del primo tempo ci sentiamo. Nel frattempo in Serie A è cambiato un ennesimo risultato? Sì, la Sampdoria è passata in vantaggio contro il Genova. No, contro il Cagliari, scusa. E quello invece non ci va bene, che la Samp vada in vantaggio col Cagliari. Il Cagliari ha 25 punti, non di noi, quindi lo tiene lì, tutto sommato. Beh, sono tutti e due lì, no? Mi sembra in classifica. Sì, però insomma io farei la corsa più che sulla Samp, sul Cagliari, perché a parte Cellino se n'è andato e quindi a fine anno comunque non so se ci sarà uno smobilizzo della squadra, anche se pare che Moratti voglia prendersi il Cagliari, no? Almeno queste sono le voci
che si rincorrono. Dopo aver fatto danni a Milano, va a farli. Beh, insomma, Moratti poi ha il problema della Saras, la sua azienda a Cagliari, che a quindi Cagliari, in qualche modo troverebbe anche conforto questo tipo di... Ecco, ad esempio, le ragazze potrebbero chiamare anche Moratti, no? Perché lui ha buttato quanti? 1000? Sì, tanti. Quanti in 17 anni? Molti soldi. Quanti milioni di euro? Più di quelli che ho guadagnato io. No, anche perché dovresti saperlo, tu sei interista. Lo so, sì. Ti massacriamo. Non dovevi dirlo. Tu invece Annalisa perché tifi? Calcio seguo poco. Palermo, Catania. Udinese. No, Udinese, però lo seguo poco. Come sport preferisco altri, se proprio devo andare a vedere preferivo il basket o l'hockey su ghiaccio, perché i ritmi sono più veloci. Poi se nel calcio trovi la partita giusta, hai fortuna e ti trovi una bella partita, se no ma se vuoi fare anche le conferenze di Guido Lì. E infatti, come fai a dire? È tutta una scusa per poi entrare negli spogliatoi, non hai capito, ostia, è così facile, mi ha fatto l'esempio esatto, di pensare che divertimento, Insomma, Stefano, e tu invece segui il calcio, non te ne frega niente? Io penso di essere chiamato qui come vittima sacrificale. Punzecchierete a fine giornata, punzecchierete tutti quanti ampiamente. Sì, io sto seguendo il derby e dalla parte bianco-azzurra. Bianco-celeste. Immaginavo. Bianco-celeste. Beh, Immaginavo. ma come mai la Lazio proprio? La Lazio, scusa, posso dire? No, I tifosi sentiamo perché, no, perché ho scelto dando la un'occhiata così si vede che è una persona distinta e quindi la Lazio è sempre stata la squadra per la quale tifavano le persone insomma un po' importanti, invece la Roma è la squadra del popolino. Io veramente ho cominciato per scherzo. No, ma voglio dire, così. però è così. Aveva dato una spiegazione scientifica e tu abbatti tutto. Però è così. contro sì, è la verità, Questo, a Roma si sa che è così. Per cui i romanisti sono quelli che sono. Invece Cristina, la tua squadra? È romanista magari. Il mio paese d'origine è Roma, quindi ma che della la capitale. Anche la Lazio è della Roma. Sì, è di Roma. Comunque mi dispiace perché verremo a Roma a vincere la Coppa Italia noi. Va bene, bocca al lupo. È un augurio ovviamente. E invece per quanto riguarda Andrea? Non tifo calcio. Benissimo, ma hai uno sport in particolare che ti piace? Motociclismo. Motociclismo. Formula 1. Proprio una roba popolare, voglio dire, che ogni giorno possiamo fare esatto. Questi due sport, no? Facilissimi anche, no? Amante dei motori. Amante dei motori. Va bene, allora io direi parliamo con la regia, ci sono messaggi, sms, aggiornamenti? Sì, oltre a messaggi sms, allora secondo gol per Class Repen, quindi siamo 0-2 per 13° Class Repen, e poi è arrivato un messaggio da Bianca Maria Gonano che dice: ciao Bianca Maria. Sì, dice l'Udinese ha preso fiato per tutto il primo tempo, poi con l'ingresso di Pereira si capiva che si voleva vincere. Alle Udin tutti a Firenze e questo è il suo. E poi è arrivato è arrivato un altro messaggio da parte di Eva che dice: buon pomeriggio a tutti, sono profondamente delusa perché ero informata che oggi il dottor Commisso sarebbe stato inviato a seguire il campionato austriaco. Qua abbiamo tante fan per il nostro Commisso, via come il pane. Allora aspetta che non è finita, GP dice: non è PS, finita, ok. PS, ciao Gemma, se vi avanza una bottiglia buona passate di qua tu e Joe e il dottor Stefano Gatti, che è lui, ecco, si vede che Eva conosce il dottor Stefano Gatti. sì, ma a noi avanza la bottiglia? Non credo. Ma andiamo a Qua non comprarla, avanza mai guarda che niente. è tutto aperto di me. Stefano, andiamo a trovare Eva, una buona no, la Gemma la lasciamo a casa. Ma portiamo la Gemma? No, portiamo anche Gemma perché dopo Magari va guida al bene. ritorno. Io non guido, caro. Lei non guida più. Allora io direi riproponiamo il gioco perché il gioco 3 su 3, esatto, in realtà 2 perché una è già stata 2 giocata, perché ecco. già andata. Vediamo le partite con le quali Vediamo le dovete partite. cimentarvi. Pordenone, Union Ripa Fenadora, Tamai Sacilese. Ricordiamo che Tamai Sacilese comincia alle 15:30 per dare l'opportunità a più Esatto. gente possibile di andare allo stadio, come ci hanno detto la domenica scorsa. Bene, ricordiamo che Pordenone Union Ripa Fenadora è ancora sullo 0-0. Esatto, ricordiamo il che ci premio. la cantinetta, una Il magnifica premio. cantinetta grazie al nostro sponsor in outlet. Eccola lì. Eccoli Se la vi piace cantinetta. bere, questa è Sarebbe comoda che la tua Annalisa sta cantinetta, vero? Ma io aspetto l'asciugatrice. Ma se non giochi, Mesica,
Annalisa è andata Non via. giochi, se non giochi. Ma una sola ce n'era, dopo il frigo. Il premio cambia. I premi che cambiano, no? Il frigo ce l'ho, mi mancano i lampadari a casa. Però Lampadari? non è lo sponsor. Allora, un primo piano a me, Vittorio, a me e Annalisa. Come fa? Tu sei alto, lei è... Allora, un primo piano a me e Annalisa, ecco, facciamo così. Allora, Gennaro, questa donna ha bisogno di lampadari, quindi il prossimo acquisto che fai a In Outlet devi comprare. Hai qualche lampadario preferito? Perché sono venuti dei tecnici a farmi i controlli dell'acqua e mi hanno detto: ma in questa casa non avete lampadari? Non si poteva fare gli affari loro, sti No, ma perché è normale, no? Che l'idraulico guarda il lampadario, l'elettricista guarda i tubi dell'acqua, no? Perché ancora queste lampadine che penzolano, appese con i pennelli, dunque Ma dove abiti? In una grotta? È un work in progress la sua casa. È work in progress. Giovanni, parlando di robe serie, la Triestina ha segnato il terzo gol. Bene, quindi Triestina 3, Montebelluna 1, però. Quindi ha segnato pubblicità. Volevo anche mandare un saluto da Marco di Trieste a Sara, che è arrivato tramite SMS, e poi c'è una richiesta da un messaggio che dice: quando date spazio ai campioni Andrea e Cristina? Guarda, Li teniamo alla fine, perché così sta incollato fino alla fine. Abbiamo tempo fino alle 17, abbiamo tantissimi bei video e soprattutto c'è un'altra bella cosa che abbiamo preparato. E già ridono? Perché io non Perché so loro lo sanno. Non so mai niente, arrivo qui non so mai niente. Che non so perché riguarda sempre Pamela Bonesso, non so perché tiriamo sempre in ballo. In questo caso proprio tiriamo in ballo Pamela Bonesso. Ma questo lo guarderemo dopo, perché loro sono maestri di ballo, oltre a essere campioni del mondo, quindi... Ah, insegnate anche voi, fate lezioni? Assolutamente. È bello che l'altro giorno che ho chiamato Cristina, per metterci d'accordo, stava finendo di fare lezioni di ballo insieme ad Andrea ai bambini più grandi delle scuole, della scuola dell'asilo, insomma, sì, non asilo, dell'asilo, quindi bambini di 5 anni, pensa che bello. Belli, bellini. E mi diceva che... Anche noi. Allora. Bene, facciamo... Riccardo, GP perché è finito il primo tempo a Pordenone. Perfetto. Allora, sì, ce la facciamo prima della pubblicità con Riccardo Riem. Allora, ancora 0-0 per quanto riguarda Pordenone, Union Ripa alla Fenadora. Allora, Riccardo. Eccoci qua, è finito il primo tempo, non ci sono state altre occasioni da gol, però il commento te lo faccio fare da Sergio Vrizza, adesso te lo passo. Perfetto. Allora, per me è molto, a parte averlo conosciuto Sergio perché abita a Pordenone, anch'io sono da tanti anni a Pordenone, è un piacere parlare con il mio mito della grande Udinese, dalla C alla A, ma soprattutto colui che ci ha fatto stare in A il primo anno di A, perché lui quella volta lì è entrato a un quarto d'ora dalla fine, ricordami bene Sergio, hai fatto un gol pazzesco e poi Gerolin ha fatto il 2 e ci siamo salvati. Ti faccio ancora i complimenti dopo quanti anni? 30 anni quasi. Senti, ma come si fa, Sergio, e poi ci commenti il Pordenone, come si fa a entrare in campo in una partita così difficile come era quella lì? Con tutto lo stadio pieno, tutti che tremavano, tu sei entrato e l'hai subito cacciata dentro. Certo. Guarda, qui Pordenone... Come hai fatto? Ti sento malissimo. Ecco, magari, aspetta Sergio, se magari regia vediamo di alzare, se no torniamo a chiamare. Sì, ti sento malissimo, io non ti sento più. Ti faccio un commento sul primo tempo del Pordenone. Sì, facci il commento. Risultato giusto, 0-0, un'occasione per parte, una traversa e un colpo di testa di Maccan, ma si sente tanto la mancanza di Zubin davanti. Pordenone con i lanci lunghi senza Zubin davanti è difficile che riesca. Se cambiano il modo di giocare al secondo tempo speriamo che inserisca qualcuno di più fresco parlato e riesca a sbloccare il risultato, perché è difficile. Benissimo, grazie a Sergio Vrizz per questo commento sul primo tempo. Naturalmente ci collegheremo durante la partita con Riccardo Miele e l'avvocato Mazzarella, certo. E poi ovviamente a fine partita per quanto riguarda il commento finale di questa partita. Arrivederci, grazie a lei. Grazie a Sergio Vrizz naturalmente. E allora Pamela, intervieni, devi interrompermi. Soprattutto per la Juve. La Juve ha segnato il secondo gol contro il Verona. Pensa che roba, Eccoli, è contenta Sara. loro. Non capisco mai chi No, sia. mi piace come l'ha detto. La Juve ha segnato il secondo gol. Ci avrà un po' di sofferenza per questo risultato. C'è un po' di invidia per i risultati della Juve. Aspetta che voglio controllare una cosa, no? La cartellina qua, Giovanni. Allora, dunque da 59 vanno a 62 contro 29. Vabbè, ce la potete fare, avete solo 33 punti di differenza. Fila di là, vai di là. Questi
facili 33, comodi, no? Però in effetti non ho capito chi ha segnato. Tu hai fatto caso, Eddie? No. Sempre lui? Tevez. Bene, in bomba Tevez. Uomo da sposare perché è bellissimo. Allora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Hai mai visto la foto di Tevez? Io non amo molti calciatori esteticamente. Sì, ma se sei juventina posso capire che magari non conosci non è che devo l'Udinese. sposarmi il calciatore perché sono juventina. Matri non è un bel ragazzo. Ma insomma. Quello che sta con la Federica Nargi. Ho capito, ma non è che siccome deve piacere a tutti deve piacere anche a me. Dai la pubblicità. E allora, Andiamo avanti, va. 4 minuti. Quindi hai delle speranze. Non la mai, cara. 4 minuti. Qua neanche il mago Zurli può fare qualcosa più. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Finite quindi?
L'altra domenica, Sì? lo Sport Triveneto in poltrona. Non Perché vedo, dai, che già non ci vedo poco. Allora, vediamo i primi tempi. Prego, Gemma. C'è Emilio Ripari, perché la Triestina sta perdendo, mi pare, no? Perde, vince 3-1. Dai, gli fai vedere un infarto, vince 3-1. Una volta tanto che facciamo festa a Rocco, Emilio. Eccoci qua. Stiamo per ripartire con la telecronaca del secondo tempo, però a questo punto la posticipo di un 20 secondi e vediamo di spiegare un po' il Raccontaci primo questo tempo. grande risultato. Ma un grande risultato che doveva essere molto più rotondo. La Triestina ha fatto 3 gol, ma ne ha sferrati almeno altri 5. Un primo tempo che davvero non ricordiamo qui, almeno in questa stagione di campionato. Sicuramente la prima parte di gara migliore dall'inizio del campionato della Triestina, in entrambe le gestioni. Montebelluna annichilito subito al terzo minuto, occasionissima per Sessolo, la risposta trevigiana al nono con un sinistro velleitario molto alto da parte di Nicoletti. Al 13esimo assist d'oro di Goders e Sessolo spinge in rete di testa da pochi passi. Al 17esimo Zetto si inventa un gol da Serie A dai 25 metri indovinando l'incrocio dei pali per un tiro imparabile e quello il raddoppio. Poi tra il 20esimo e il 25esimo altre 3 grandissime chance per la Triestina con Tapin sulla linea di porta, insomma palla che proprio non vuole sapere di entrarne. Al 28esimo Ogunsei e stoppa il pallone, spalla alla porta al limite dell'area piccola, mette una mano sul petto di Piscopo, si lascia cadere, calcio di rigore. Nello stupore generale lo stesso Ogunsei va a realizzare il 2-1. La Triestina non si piange addosso e 5 minuti dopo con Goders indovina la rete che sta mettendo sul 3-1 il tabellino. Poi a seguire al 36esimo e al 40esimo prima Sessolo, poi Busti, poi Goders hanno sfiorato nuovamente quello che doveva essere il gol della sicurezza, una sicurezza che la Triestina, continuando a giocare nella ripresa come ha fatto nel primo tempo, dovrebbe riuscire a mantenere, ma il condizionale è d'obbligo. Nel frattempo, a inizio ripresa, fuori Pimazzoni, credo per un piccolo problema muscolare, e dentro Filippo Vianello, difesa comunque a 4, non cambia l'atteggiamento tattico. Un'ultima cosa, Emilio, di dov'è l'arbitro? Sì. L'arbitro è Meraviglia, un nome e una garanzia, e dire che quando è arrivato il Vescovo in settimana a visitare la squadra e tutto il settore giovanile, ho chiesto personalmente ed espressamente per prima cosa di andare a benedire lo spogliatoio della Terna. Si vede che non c'è stato un beneficio, però insomma la visita del Vescovo sembra aver portato invece nei ragazzi qualche beneficio, perché signori 3-1, ma veramente poteva essere, non siamo troppo parziali nel dirlo, almeno 6 o 7-1 per quello che si è visto in campo. Ma non ci hai detto di dov'è l'arbitro? Di Pistoia. Ah beh, una roba vicina. Io ho capito solo come si chiama, non da dove viene. Seguiamo adesso, attenzione a questa situazione di gioco, perché Sessolo è stato pescato da Goders ed entra in area di rigore, va a puntare l'uomo, cerca un doppio passo e viene fermato all'ultimo, altrimenti si sarebbe presentato davanti al portiere. Il campo è una piscina ma regge, la Triestina sembra aver ricominciato con lo stesso piglio del primo tempo, sicuramente una buona notizia per i 1500 circa del Rocco. Benissimo, grazie Emilio, ci sentiamo naturalmente durante la tua telecronaca o a fine partita per i commenti. Allora io mi aggancio... Aggiorniamo la Serie A. Aggiorniamo la Serie A, prego. Allora, Lazio-Roma 0-0, Livorno-Genoa 0-1, Parma-Catania 0-0, Sampdoria-Cagliari 1-0 e Verona-Juventus 0-2. Io voglio agganciarmi al passo doppio fatto dal giocatore della Triestina, che non è andato, perché c'è un passo doppio anche nel ballo, e casualmente se in regia vanno a vedere nei filmati c'è il passo doppio di passo doble, di cui io sono... Passo doble. Gemma può confermare, io sono bravissimo nel passo doble, vero Gemma? Nel passo doppio? Soprattutto quando è tardi nell'incedere. Quando è tardi e dopo un paio d'ore di aperitivi, il mio passo doppio è mitico. Allora, se vediamo il passo doppio dei nostri campioni del mondo... Eccolo. No, questo è il passo doppio? Questo è il passo doppio. Ecco. Chi commenta? Andrea. E noi non siamo Donna. Raccontaci Andrea. E niente, è partito, praticamente è un ballo che si balla tutto in fraseggio. Sì. Perché ci sono degli highlights, cioè vuol dire che la musica stoppa e quindi dobbiamo rispettare quei stop della musica. Qui siamo a Pieve di Cento, l'ultimo mondiale 2013 che abbiamo vinto. Ferrara? Sì, vicino Bologna. Eravamo in 14 coppie di varie nazionalità, Spagna, Austria, Italia. E ballate tutti altre. insieme nello stesso momento? Sì, questa è la finale, questa è proprio la finale. Abbiamo fatto già 2 turni, qui questo è il terzo. Che abbiamo fatto da 14 a 10, da 10 a 6, questa è la finale a 6 coppie. Oh beh, però hai la compagna più bella. Sì, incide anche questo. La tengo bene, la tengo. Se hai quelli che vedete dietro se hai una ciospa, secondo me arriva al secondo. Ma i vestiti ve li fate? No, abbiamo lo sponsor FD International, cui saluto, di Terni. Bravi. Addirittura uno sponsor di Terni. Beh, d'altra parte siete campioni del mondo, quindi sì.
Non è più una roba locale, no? No, non è una cosa locale. Quindi vi fornisce gli abiti? Sì. Beh, bello. E che sono soprattutto, penso, quello di... Qui ballavamo con l'orchestra, infatti se vedete dietro c'è l'orchestra. Certo. E credo che sia molto costosa l'abito di Cristina, almeno vedendolo. Di solito viaggiamo sui 1.500-2.000 euro, più o meno investito. Ma vi spostate tanto? Cioè le gare sono tanta in roba. Italia? Le gare sono in Italia e in tutto il mondo. Sindaco, cosa ci dice di Cristina vestita così? Facciamo sondaggione per Cristina. Ma anche vestita così. È meglio Cristina come balla o vestita qua in studio? Come balla veramente sono rimasto estasiato a vedere tutte e due ballare. Complimenti, sì, veramente. sono bravissimi. Guarda che belli abbracciati. Sì, questo è il momento praticamente che c'è la classifica e stiamo aspettando il risultato. Ma litigate mai per motivi così? Sempre. Il problema è quando non si litiga. Voi per dare il meglio di voi stessi dovete litigare, perché magari ci mettete più grinta. L'allenamento è dura a non spraitare. Ma avete un allenatore, avete un coach o No, fate tutto da soli? Noi abbiamo un coach e anche un allenatore che fa parte della scuola Team Diablo di Bologna, che noi siamo affiliati lì e andiamo tutte le settimane giù per prendere lezioni, oltre che a vari maestri a livello mondiale che vengono a Bologna e ci danno lezioni. Quindi è molto impegnativo. Sì, noi ci alleniamo di solito 3 ore al giorno, più o meno. Quindi voglio dire, nonostante voi siate maestri di ballo, continuate a prendere lezioni di ballo. Sì. È giusto, bisogna tenersi. Se vuoi gareggiare ad alti livelli è così. Certo. Ma vi siete conosciuti ballando? Sì. A una gara di ballo a Padova, lei cercava ballerino e io anche. E l'ha trovato. Alla fine sta cosa nasce cosa, sai? Si va a mangiare la pizza. Siamo quasi uguali, un po' più o meno. E stanno insieme da 20 anni. 20 anni che siamo sposati, sì. Vedi Giovanni, che devi balliamo andare insieme. a ballare per forza. Per Sì, sposare, magari non vuole sposarsi. Magari mi farebbe anche bene alla pancia se andasse a ballare, no? Quello sicuro, Metti un annuncio. Si perde un bel po'. Un annuncio in trasmissione. Devo dire che mio amico Enrico compagna Tolusso, da che invece ballo. insegna i balli americani, quindi sai, rock and roll, Enrico, e ogni anno mi invita ad andare ai corsi di... Ma no, pensa che fatica a ballare, devi prendere questo e tirarle su e giù, dai, per l'amor di Dio. Tirarle su e giù Sono arrivati dei saluti per i maestri di ballo, migliori al mondo tra l'altro, un bacio da parte di Spank, e in linea abbiamo Alberto Commisso perché la partita è appena cominciata ma già pare ci sia qualcosa. Sta mangiando? No. Il nostro inviato più richiesto anche da Annalisa Anastasi. Albertone! Interloquisci tu col tuo inviato preferito. Alberto? Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Il lupo Alberto. Alberto, come stai? Allora, sono arrivato al campo alle 2, no? Sono stato oggi, ho un primato che sono stato il primo ad accedere al campo, no? E infatti la gente mi guardava male, diceva qua, infatti sta a fare un'ora e mezza prima della partita. Poi ho interloquito con qualcuno, insomma, qua abbiamo parlato di fritole, frittelle e via dicendo, no? E adesso mi sono seduto alla partita e la situazione qua, dopo 5 minuti, ragazzi, è già cambiata perché la Facilese si è portata in vantaggio 1-0. Posso indovinare il marcatore? Ma secondo me sbagli, sai, non è quello che pensi. Non è l'amore della Sara. Sta maglietta arriva o no, Alberto? Al numero 6, porta la maglia numero 6, non numero 10, quindi mi sa che sbagli, Comunque no, ha trasformato un calcio di rigore Baggio, è stato anche espulso nell'azione che ha portato al rigore Colombera per fallo dall'ultimo uomo su Paladin, è stata un'azione appunto di contropiede, qualcuno ha urlato al fuorigioco, la moviola non ce l'abbiamo, però chiaramente insomma ci affidiamo all'arbitro che è un certo Gariglio Matteo di Pinerolo. E quindi attualmente sì, Pinerolo. Ha portato già Duiotti? Non li ho visti qua sul tavolino, e magari li porta tra un tempo e l'altro, lo ringraziamo anche. Ascolta Alberto! Alberto, mi dica capo. C'è Pamela che ti deve dire qualcosa, non so cosa, ma mi ha detto guarda che devo parlare con Commisso, ecco, te la passo. Porca miseria, mi mandare preparo. una persona a salutarlo tantissimo. Poi volevo chiederti, a fine puntata tu ci telefonerai e ci farai uno spot sulle frittole, dato che ti ho visto molto interessato e molto partecipe alla conversazione. Ma cara mia Pamela, tu devi capire una cosa, no? Che io in cucina sono molto scarso, tu hai capito, mi sa che sei molto più maestra rispetto a me, quindi le lezioni in caso di riempimenti e quant'altro dovrai darle tu, insomma, io posso farlo spot, però ti garantisco
ma non ti Aspetta, garantisco il Alberto, risultato. tu riesci a tacchinare, a parte quando eri in studio domenica qua, riesci a tacchinare mai per telefono la Pamela Udine. Pensa che sei arrivato a livelli mostruosi, Ma ragazzi, voi dovete capire che doti innate, no? Volevo dire la stessa cosa, Eddie. Qua gliel'ha lanciata lei l'esca. Comunque ho da darti una notizia ferale. Sì. Abbiamo lo scoop che Pamela ha il fidanzato. Vabbè, non mica Abbiamo le dormito, foto di allora, lei addirittura a letto col fidanzato, pensa. Addirittura? Non sto scherzando, verso la fine della trasmissione ve le faremo vedere. Ma scusa, ma cioè, le già pubblicate in diretta o no? No, le ho scoperte io e ho mandato il mio amico, sai quello là, quello che conosciamo io e te, il fotografo, quello bravo. Ah sì, il nostro carissimo amico. Grazie sì. anche alle soffiate del sindaco di Forgaria che è qua da noi, che mi ha detto che mi ha dato tutti i riferimenti giusti e abbiamo pizzicato appunto a letto col fidanzato, sappiamo anche il nome, Oliver, quindi non è neanche un italiano. Attenzione, stava per segnare di nuovo la Facilese, Cioè, io vi sto ascoltando, ma sto sentendo anche Giovanni e voi, cioè vi sto ascoltando e sto vedendo anche la partita, quindi... Bene, allora Alberto, noi ci sentiamo più tardi naturalmente, quando c'è qualcosa chiamaci subito in diretta, va bene? Ci mancherebbe, un abbraccio a tutti, ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao, Allora, ciao. ricapitoliamo quella che è la Serie D dopo 10 minuti del secondo tempo. Belluno Monfalcone 0-0, Fersina Perginelli San Vitese 1-1, Giorgione Dro 0-0. Il Marano ha vinto ieri a Mezzocorona per 1-0, Pordenone Unione Ripa e Trissino Valdagno Est 0-0, Triestina Montebelluna 3-1, Vittorio Falme San Paolo 0-0 e Atamai dopo pochi minuti del primo tempo, partita cominciata alle 15:30, il Sicilese è già in vantaggio per 1-0. Gemma. Sì, variazioni anche nell'eccellenza, San Luigi Azzanese 0-1 e nel giro di un minuto praticamente il 13° si era portato con un gol a 2 per il Krastrappen. E invece adesso siamo 1-3, quindi 13° Krastrappen 1-3. Bene, allora riepileghiamo anche quando anche in eccellenza siamo arrivati, in eccellenza stanno per finire i primi tempi perché sono cominciate alle 15 oggi le partite, quindi Chionso Rivignano 1-0, Ciarlis Muzzane Manzanese 0-0, Fontana Fredda Lumignaco 0-0, Muggia Gemonese 0-0, a San Luigi l'Azzanese si è appena portato in vantaggio appunto col San Luigi per 1-0, Tolmezzo Carnia ISM Gradisca 0-0, a 13° Crasere Pen 3, 13° 1 e come dal nostro inviato prima ci ha comunicato, ovvero sia Omar Costantini, è stata rinviata per piscina Virtus Corno San Daniele, non erano attrezzate appunto per giocare a pallanuoto. Ecco, il sondaggione, ci siamo dimenticati del sondaggione? Gemma dorme. Sondaggione, eccolo lì. Eccolo, no, perché non ci arrivano più sms, messaggi, Messaggi, ce n'è uno che dice che c'è una cosa migliore di tutte ed è comunque Pamela. In ogni versione va sempre bene. Ecco. Quindi mi sa che il sondaggione non è né casual né elegante o sexy, ma Pamela appunto. Pamela appunto. Cioè, ecco. Comunque mandateci le vostre opinioni, come abbiamo già chiesto. Allora Edi ha detto muta, che andava bene muta, Pamela prima, vero Edi? Io ho sentito diversamente. Che ha detto così? Magari ho sentito male. Cosa c'è? Chi è che ha fatto gol? La Tristina? No. Sentiamo queste voci che arrivano dalla Io regia, sento no? delle voci. Sì, è arrivata voce che la Tristina ha fatto il quarto gol. Se spegniamo le luci. Si vede anche le luci, è psicotica. Stefano Gatti, secondo te Sara Cechet Futko è psicotica? No, sono solo anglobisiacca. È già una bella malattia, Non è grave, non si cura e non è contagioso. Controlla se la tua Triestina è andata 4-1. Secondo te Data Sport me lo dice in tempo reale? No, per lui è sempre 3-1, ma chissà, bisogna Vabbè, comunque diamo per buono l'informazione che ci C'è arriva. un altro messaggio è per Pamela che dice: Pamela, cara, sei più bella vestita elegante, ma in bianco nero però, ti Ecco. vogliamo. È la Gonano. Chissà se il bianco nero è o il bianco nero quello giusto. Chissà cosa intendono. Ma Sarà secondo me- sarà l'Udinese. Secondo me, guarda, Pierluigi, se mette il bianco e nero sbagliato la caccia anche dal comune. A parte che il bianco nero è uno solo, Sì, il appunto, nostro. sì, appunto, l'ho capito. Abbiamo le serpi in corpo. Le serpi in corpo. Ma tu hai visto la Pamela col frigo nuovo? No. Non Allora, l'ho visto, vi facciamo vedere il frigo che ha vinto Pamela col gioco, vi invitiamo a giocare fino alle 16 come domenica vincere la scorsa. cantinetta, eccolo lì. Vedi il frigo del Mina perché lei è milanista. Vedo il frigo, non faccio vedere il frigo. Mostrami il frigo da solo e vedo il frigo. Se me lo metti in abbinate. Perché gliel'hanno consegnato.
Non è male il frigo, no? Qua il frigo è bellissimo. Vabbè. Prima o poi tuo padre e tua madre mi uccidono, non importa. No, tranquillo. Sì, tranquillo, sono tranquillissimo. Anche perché il papà è anche uno molto ma esile. non la mamma e il papà, è chi ci segue dall'altra parte del mondo. Sì, raccontaci questa, Pamela. Niente, su Facebook sono dato che io sono andata in vacanza ai Caraibi, come sapete. Non si fa mancare niente, E ho saputo su Facebook che mi hanno scritto che anche da là mi seguono. Su Telepordenone. Ti ricordo che io conosco una security molto brava Sì, e buona, no? sì, sì, ho visto, Quindi ho visto. non farmi arrabbiare. No, assolutamente, no. È quello della foto? Sì, sai, ti ricordi l'armadio 4 Ma sai che quelli stagioni? tanto grossi in realtà? Il Mogano. Il Mogano. Mogano, cosa dici? È Mogano. Vabbè. Color Mogano. No, ma era- quelli cioè, ma famoso vengono quattro- Telepordenone? Sì. Come Via fanno? satellite. Stanno in Magari satellite? siamo via satellite senza Mi hanno detto saperlo. di sì. Ma che robe? Aspetta, è triste. No, da Belluno, brutte notizie per gli amici di Monfalcone che ci seguono in tanti. Pronto? Assolutamente sì, brutte notizie, appena segnato il Belluno con Corbanese, distrazione generale in area nostra e purtroppo è stato più svelto di noi. E quindi adesso cosa succede? E niente, reagiremo spero. Adesso il mister ha fatto una sostituzione, penso ne sta facendo un'altra. Ha sostituito Raffa con non ho visto. Vabbè, sì, c'è stata una sostituzione. Adesso penso che sta inserendo anche una seconda punta per cercare di riequilibrare le sorti. Certo. Purtroppo è questa croce delizia dei tifosi monfalconesi a Campola che delle volte si lascia proprio andare purtroppo. Va bene, allora Roberto ti ringrazio per il ragionamento e noi ci vediamo più tardi per ulteriori informazioni, quindi cambia spero che sarò molto più allegro di adesso. Speriamo di Ma sì. sì, vedrai che ce la facciamo. Se no poi Andrea arriva a casa, chissà cosa combina stasera. Andrea ricordiamo che è il presidente del Monfalcone. Va bene, allora quindi cambia il risultato Belluno Fincantieri Monfalcone 1-0. In Serie A Pamela è rimasto tutto invariato. Sì, è rimasto tutto invariato. Benissimo. Gemma. La Triestina ha segnato un altro gol. Ma il quarto o il 5. quinto? 5. Cinque? Sì. E poi Montebelluna. ci sono dei messaggi. Io credo che questa cosa di Pamela, questo arrivo di Pamela abbia scatenato tutti i fans di Sara, perché oggi non ha lo stesso numero GP, ho controllato. Non è il suo fidanzato oppure ha Il mio fidanzato se ne guarda bene. o ha comprato 10 schede diverse perché non è mai lo stesso numero. Dice, Guarda, Cabina Serena siamo in tanti, Cabina Serena, la mia casa di riposo. Siamo in tanti, non è che Allora, sono ciao. un compagno a distanza. Complimenti per la trasmissione, siete divertenti anche per i non appassionati di calcio e senza togliere niente a nessuno, complimenti a Sara che è la più bella del programma. Ma non finisce qui. Si può essere. No, c'è un altro messaggio con un altro numero ancora che dice super complimentoni a Sara, bravissima e con un sorriso contagioso, continua così. Ecco. Io vorrei fartela vedere alle 5 e un minuto, quando si spegnono le luci, se ha il sorriso contagioso. Perché no? Pensavo della mattina. No, di la mattina, dai, per l'amor di Dio. Alle 5 non sai neanche dove sono le 5 della Dovresti mattina. pagare mio amoroso mi scatti una foto mentre al risveglio, capito? Dopo sarebbe una bella idea, sì, quella sarebbe una bella idea. O dunque, parlando di ballo, perché il ballo comunque è una disciplina che mi sembra che volevano portare anche alle Olimpiadi, no? La stiamo aspettando. Siamo già entrati sotto il Toni, però stiamo aspettando di entrare alle Olimpiadi. Cosa Ma ne chi è che pensa? c'è? Come funziona? Chi è che decide? C'è un iter? Comitato Olimpico. Comitato Olimpico che Ma ci decide. mette un po' a decidere? Vabbè, quest'anno hanno messo dentro il snowboard. Lo snowboard, so. Chi? Lo snowboard. Ah, lo snowboard. Sai quei sci larghi? Snowboard. Sì, lo snowboard. Finiti i primi tempi di Serie A, tra poco Non vi vediamo. dico cosa mi sono fatta io con lo snowboard. Sì, è meglio di no, lasciamo stare. Malissimo. No, allora, E non vi dico dove. a due persone che oltre a vivere della loro passione, del ballo, no? Sono anche campioni del mondo. Cosa pensate di queste trasmissioni, no? Questi format nuovi ormai qualche anno, tipo Ballando sotto le stelle, dove arrivano questi... come posso dire, queste persone che oramai sono anni e anni che non sono più sulla bocca di nessuno e per rilanciarsi, no, imparano a ballare con questi, che invece i maestri di ballo mi sembra che siano maestri di ballo. Cosa ne pensate? Si muovono più che ballare. Era bello Bobo Vieri l'anno scorso.
Allora, la trasmissione non è male, diciamo. È il format che è sbagliato. Sì. Cioè, noi abbiamo visto anche Ballando con le stelle in versione inglese e anche americana, che ha un format completamente diverso. Qui danno molto priorità a quello che è, diciamo, la parte scenica, mentre in Inghilterra e in America danno molto più alla tecnica. Cioè fanno vedere molto più la tecnica che non tanto lo spettacolo, che è quello che alla fine dovrebbe arrivare a casa. Cioè, la gente dovrebbe venire per imparare quei balli là, perché quello che fanno vedere su Ballando con le stelle in Italia è tutto È solo l'apparenza, insomma. esatto. I lustrini. E alla fine però la gente vede una cosa che è fuori dalla realtà di quello che è realmente il ballo. Anche perché io non ho mai ballato, nel senso ho studiato un po' di danza in accademia, però voglio dire è tanto sacrificio il ballo e questa è una cosa che andrebbe trasmessa. Sì, più che altro sono anni e anni di studio di tecnica per migliorarsi, perché alla fine è questione di tecnica. Ecco. Però questo potrebbe allontanare, perché se tu lo metti troppo sull'impegno, qualcuno dice no. Invece se lo parliamo di professionisti qua, sì, non ballo da divertimento. No, ballo da divertimento lo insegniamo anche noi. No, ballo sotto le stelle, dicevo, no? La trasmissione, secondo me però ha un mix di... Ci si può divertire anche facendo un po' più base. Ecco. Sì. Allora io non voglio interrompervi, ma io ho chiamato, a parte avere il piacere finalmente i nostri amici campioni del mondo, Cristina e Andrea, perché vorrei un parere tecnico, no? Allora, se dalla regia mi fanno vedere quel filmatino di Pamela, perché cerchiamo di capire quando può migliorare questa ragazza nel ballo. Allora, se dalla regia ci fanno partire questo video che abbiamo carpite sempre le mie spie, grazie al sindaco che mi manda. Ecco, questo è il ballo che ha preparato per la selezione di Miss Italia. Allora, facciamo il commento, Andrea e Cristina, prego, dite quello che volete, tanto lei non... È un tip tap, No, anche perché l'ho imparato in mezza giornata, giornata. Ecco, sempre molto vestita Pamela, vediamo. È una bandiera inglese quella che hai sul Ma a Folgaria mi sembrava fosse sopra San Daniele, no? Ma era le Canarie? Ma le abitazioni sono riscaldate. Molto riscaldate in questo caso. Diciamo per un concorso, per quanto mi riguarda, per me country non è che era molto accattivante, si doveva comprare la giuria, doveva fare dei movimenti molto più sexy che salterelli, secondo me. Però il movimento del bacino non è male, Ecco. Ma quello deve scappare. Il movimento del bacino non è male, quindi ha già una certa predisposizione. Voglio tanto bene. Il movimento del bacino. E ringraziamo le nostre spie, ma non è finita qui, perché abbiamo ancora un'oretta, quindi pensa cosa succede tra qui a un'ora. Perché è ripartito il balletto. Il balletto in loop. Allora, volete Pamela in versione casual, sexy o ballerina a sto punto? Come situazione? Country, ecco, country. Perché potrebbe essere, una volta che vieni qua a country, vestita country col cappellone in testa. Beh, sì, fa carino. Non ti piace? Dimmi tu, No, dimmi se tu, vuoi. mica ti dico io come vestirti, figurati. Dunque, c'è una pausa pubblicitaria, prima però riepiloghiamo, sono finiti i primi tempi in Serie A, riepiloghiamo la Serie A. Allora, Lazio-Roma 0-0, Livorno-Genova 0-1, Parma-Catania 0-0, Sampdoria-Cagliari 1-0 e Verona-Juventus 0-2. Per quanto riguarda invece la Serie D... Non ho nessuna novità da darti. E quindi andiamo a cercarla tra 1000 carte. Eccola qui, Belluno Fincaltieri 1-0, Fersina Perginese San Vitese 1-1, Giorgione Dro 0-0. Giocata ieri Mezzocorona Marano 0-1, Pordenone Unione Lipa e Trissino Valdagno Este 0-0, Triestina Montebelluno 5-1, Vittoria Falmec San Paolo 0-0 e a Tamai la Sacilese in vantaggio per 1-0. Prego Gemma. Sì, ci sono degli altri messaggi, non riguardanti il sondaggio, ma è arrivato questo. Mi complimento con la trasmissione, finalmente una conduttrice elegante e di classe. E non è lo stesso numero, ti ripeto, GP, E poi un altro messaggio, giustamente è vero, abbiamo un sacco di belle donne presenti, Però abbiamo anche un bell'uomo. No, non volevo dire questo. Ho provato, non ci sono riuscita. Volevo dire che c'è anche la nostra Annalisa, per esempio, tra le tante belle ospiti. Assolutamente. Possibile che nessuno faccia i complimenti anche ad Annalisa? Non ho detto a nessuno di scrivermi né di Bellissimo suppone che sono tutti amici quelli che mandano. Perché qua c'è stato dovunque, nessuno mi vede dal Brasile, sono pochissimo vista, mi dispiace, mi trovo qui per puro caso. Sì, cara. No, è perché siccome è seduta, allora se stesse qua dietro sicuramente scriverebbero, capito? Appunto, sì. Prego. È anche arrivato uno spunto, dice: ciao a tutti della trasmissione, perché non fate un servizio anche sul judo? E io aggiungo, e anche sulla kickboxing. Allora, per quanto riguarda la kickboxing, sai benissimo che è da settembre che stiamo cercando di portare qua
due istruttori e campioni di kickboxing sono sempre Ma ti impegnati. porto il mio maestro, voglio Ecco. dire, va bene Vabbè, comunque, no? e È un per bel quanto uomo? riguarda lo Sì. judo e non il judo, vediamo per le prossime. Ripetiamo che noi andiamo avanti fino al 4 maggio, mi sembra. Se Nelle ci prossime arriviamo, puntate partirà anche il judo. perché prima o poi arriva qualcuno del CERT, secondo me, a Sì, prelevarci, può ma essere. comunque ci sono giusto gli incontri del Criterium 2014 dei giovani 2003-2008 a Casarsa domenica prossima, quindi è uno Benissimo. spunto, Di judo? un complimento speciale alla Sara. Ecco. Ciao. Ma tu prendi tutti i numeri però, perché io poi Non si faccio butta- una ricerca, non si butta No, via perché non si niente. butta via niente, capito? È come col purzitto, non si butta Si via può mai niente. dire. I fidanzati vanno e vengono, bisogna Cara, pensare avanti. soprattutto alla tua età. C'è da fare una pausa pubblicitaria, perché sono gli ultimi colpi. C'è da fare una Ultimissimi pausa- colpi. Ma sono i migliori però, quelli che proprio Quelli fai che poi, centro. che poi anche ti ricordi, no? Perché E ne parli avanti. Va bene. io non me ne ricordo più, penso te. Niente. Facciamo una Comunque un mio pubblicità. amico dice, dopo i 18 anni siamo tutti coetanei. Lui lo dice in un altro senso, no? Però io me la compro e la dico. Eddie. Eh? Se ne avessi 20 direi di no. Visto che è 98 Grandioso. Allora andiamo in Vedi, andiamo alla pubblicità, pubblicità. esatto, sono 4 minuti 4. Vittorio Falmec, San Paolo 1-1. Ecco, Così, cambia il risultato, in coda. 1-1. Vittorio Falmec, San Paolo, dov'è? 1-1. Sì, sì, sono sulla pagina dell'eccellenza. Lancia la pubblicità che Lancia siamo la pubblicità. tardi. 4 minuti, siamo tardi. Torniamo con l'altra domenica allo sport. Triveneto in poltrona. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio.
Your Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Ti ricordi chi è? L'altra domenica allo Sport Triveneti in Poltrona. Tu ti ricordi Buon che è lui? pomeriggio, Michele. E poi? Non mi ricordo il resto. Ah, Giovanni, ma ho una certa. Sì, lo so. Michele Cupiton è venuto a trovarci insieme a Paola che è dietro le quinte. Grazie Michele di essere tornato da noi. Grazie a voi. Grazie Hai visto che la tua pupilla qua che sta facendo strada? Sì, no, sono arrivato prima, ho sentito. Da seduta in piedi, pensa. Vedete come si diventa per le prossime puntate. Sì, tra poco mi trovo appeso al soffitto. Nel frattempo ti sei perso un gol. Ah no, stanno facendo vedere. Allora, sono finiti i primi tempi in eccellenza. Andiamo subito a darveli. Chions Rivignano 1-0, Ciarlis Mulzane Manzanese, Fontana Fredda Lumignacco e Muggia Gemonese 0-0. San Luigi Azzanese 0-1, Tolmezzo Carnia ISM Gradisca 0-0, a Tricesimo Crasole Pen Tricesimo 3-1 e ricordiamo che Virtus Corno Stan Daniele è stata riviata per piscina allagata, cioè E quindi Omar è andato a bere. Sì, Omar ovviamente è andato a bere, ma abbiamo una bellissima notizia che arriva da Belluno, vero? Sì, GP, abbiamo il nostro Robby che è più contento, infatti è andato a festeggiare al chiosco. Sentili, Roberto! No, non vado al chiosco, devo stare concentrato qua in tribuna, guai se no. Giusto, fino alla fine. Senti, abbiamo pareggiato, ha fatto gol Cudicio su una punizione della sinistra, l'ha lisciato un po' tutta la difesa, è arrivata Cudicio che ha dribblato il giocatore, ha tirato in porta, ha fatto gol. E un attimo prima un tiro da 40 metri di Lestani ha colto un po' impreparato il portiere che per sua fortuna è rientrato in porta ed è riuscito a deviarla. Perché stiamo giocando decisamente meglio, il mister ha fatto un paio di cambi e abbiamo tirato su la squadra di una ventina di metri e quindi creiamo più occasioni e loro sono più in difficoltà. Bene, sono contento. Bene, grazie Roberto. Allora, naturalmente in bocca al lupo per questo finale di partita ovviamente, speriamo di portare minimo a casa l'1-1, se non addirittura qualcosina in più, no? Ti ringrazio dell'augurio, noi ci speriamo naturalmente. Perfetto, allora ringraziamo Roberto Visentina Belluno, ricordiamo Belluno Fincantieri Monfalcone 1-1, prego Gemma. Sono arrivati dei messaggi Sì. che giustamente hanno detto, ma Annalisa? Infatti, allora, Annalisa sei una meraviglia della natura, con uno smile con gli occhietti a forma di cuore, questo. E poi un altro messaggio via WhatsApp dice, ciao belli, voglio fare un commento ad Annalisa, sei stupenda, fantasticamente bellissima, un ammiratore che si firma Luca. Hai dei sospetti? No, non so. Ovviamente anche lei vuole avere tutti i numeri di telefono. Sì, dopo vogliamo avere la tutta lista. la lista. Poi Forza Blu Cerchiati, questo è un altro messaggio. Sara sei bellissima. Chi sono i Stanno Blu Cerchiati? scatenando, cioè quante bellezze. Adesso io vorrei fare anche un Santo? appello. Chi ha a Genova? Tu hai un sacco di bellezze. Voglio un valletto, scusami. Vuoi un valletto? Sì. Ma il presentatore più bello e più affascinante della Dov'è? terra, vuoi un valletto? Non l'ho Dov'è? capito. Dammi gli occhiali giusti. Questo presentatore. Cercalo. È bello Michele avere i collaboratori, no? Così carini. Un rispetto proprio. Sì, è vero. Riesce in porti Sì. proprio. Hai qualcuno da propormi per domenica prossima? Come presentatore? No. Certo. Vabbè. Qua donne già Me ne troppe. vado a cercare. No, Uomini per ci vogliono. sostituire te. A me. Ma pensavo che lei fosse qua per questo. Ma no! Invece no. Un'altra ancora? Un'altra, dai. Mamma mia. No, diventerà un'area in questo posto. Signor. Berginese 2, San Vitese 1. Ai. Forza Trentine. Ma la vuoi smettere? Siamo in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, Vabbè. non in Trentino, Siamo in ricordiamo. Veneto. Perché dici che siamo in Veneto? Perché ci vedono anche dal canale Ah, perché 97 ci vedono. del Veneto. E allora, Fresina Perginese San Vitese 2-1. Esatto. Non abbiamo sentito parlare molto Stefano. Dunque, tu sei il responsabile amministrativo della Polimedica di Pradamano, vero? Sì. Che potete trovare il sito polimedica.info. Allora, responsabile amministrativo è una roba difficile. Sì, si vede. Lo confermo. Si vede? Lo confermo. Assolutamente. No, comunque fa piacere stare in una struttura che chiaramente non si occupa di amministrazione, si occupa di servizi alla salute e al cittadino che appunto offriamo riguardo all'argomento della puntata anche proprio medicina dello sport, certo. nello specifico, fino a medicina dello sport proprio a livello agonistico. Oltre a questo anche programmi di fisioterapia è una punta d'eccellenza per noi, anche se insomma
magari uno sportivo preferirebbe evitarle Ma di quando finire in succede- fisioterapia. quando Siamo succede. pronti Certo. assolutamente, programmi dalla palestra alla piscina, insomma, noi ci siamo eventualmente. Quindi diciamo a Ma anche 360 gradi. Non solo per gli sportivi, Sì, anche le persone anche normali, le voglio persone dire. che- Tipo che- se mi che faccio si male io, benvenuto, no, è vero, non sono sia in normale. convenzione sia privato, noi ci siamo. No, appunto, non sono normale, quindi per me non... No, dov'è? Da Villa Serena, se volete venire. Sì, sì, da Villa Serena facciamo Bisogna fare la convenzione. un pulmino da Villa Serena a Pordenone. In Pordenone ci sono delle novità, c'è il nostro inviato Riccardo Riem. Ci colleghiamo subito allora col Bottecchia di Pordenone, sentiamo cosa succede. A te Riccardo. Pronti qua? Pronto? Pronti, siamo pronti anche noi. Eccoci, allora il Pordenone è passato in vantaggio grazie a un corner di Olivera e c'è stato l'intervento di Matteos che ha sbloccato il risultato, una partita difficilissima. Ecco, adesso se il Pordenone in contropiede niente da fare. Comunque il risultato è stato sbloccato da un gol di Matteo su un corner di Oliveira. Ti passo l'avvocato Mazzarella. D'accordo. Pronti, una partita difficile, il Pordenone la sta vincendo su un gol forse viziato anche da un fallo sul portiere. Comunque l'importante è che il Pordenone abbia fatto gol, poi il resto è cronaca. Esatto. Adesso vediamo cosa riuscirà a fare l'Union Ripa in questi ultimi 10 minuti. Ci sentiamo più tardi. Perfetto avvocato, Ciao, grazie. Ciao, Grazie ciao, mille. Allora ricapitoliamo, mentre in Serie A sono ricominciati, è cominciato scusate, il secondo tempo da più o meno 2 minuti. Ricapitoliamo la Serie D, c'è stato un po' di movimento e quindi Belluno Fincantieri Monfalcone 1-1, Fersina Perginese San Vitese 2-1, Giorgione Zro 0-0, Pordenone Unione Ripa 1-0, Tristino Valdagno Est 0-0, Tristina Montebelluna 5-1. Attento 5-2. 5-2 Tristina 5-2 Montebelluna, chi offre di più? C'è qualcuno? Ti offri di più tu per Trieste? Scusami, 5-2, offri di più? Eri distratto, ti ho distratto. beccato. 5-2. 5-2. Pensate che bella partita, 7 gol. Sì. Vittorio Falme San Paolo 1-1 e a Tamai, Sacinese Tamai 1-1. Dirlo, perché c'è Alberto Commisso in linea, quindi non dire niente, lasciamo parlare lui. Tamai Sacinese Alberto Commisso. Caro mio, prima quasi ci avevi azzeccato perché adesso ha segnato Fraccaro. Io non lo sapevo. Quindi è una buona stella vedi- della Sara questa. Quindi vedi che avevi anticipato un qualcosa di prezioso. Comunque no, a parte gli scherzi, è un Tamai ormai allo sbando, allo sfascio, una gravissima disattenzione. No, una gravissima disattenzione che difensiva, il Tamai ricordiamo sta giocando in 10, c'è stato un taglio dentro di Fabret per Filippo Fraccaro che ha beffato il portiere, un portiere incolpevole a questo punto e così insomma il Tamai sta veramente affondando su un campo anche bruttino quest'oggi, colpi c'è insomma le piogge ma ha tenuto anche male, non è un bel segno sicuramente, è stata anche c'è stato un bruttissimo episodio prima quando il Birtig è dovuto correre ai ripari, ha sostituito, anzi ha fatto uscire appunto Motta, è uscito a testa china, i due non sono neanche appunto incrociati con lo sguardo, quindi anche qua un segno che ormai forse Birtic non sarà più forse appunto da oggi in caso di risultato avverso, al contrario, quindi in caso di una sconfitta allenatore del Tamai, e ha fatto entrare Scappin, i due non sono, come dicevo appunto, neanche guardati in faccia, quindi questo veramente è un segno non buono per questo Tamai. È una partita veramente ormai credo che abbia l'epilogo insomma segnato, perché insomma 2-0 a 35 minuti insomma di gioco, il Tamai non si è proprio visto, ha cercato in vano di ripartire, pesa naturalmente l'espulsione di un uomo e questa Sacilese veramente ha tanto gioco, tante belle idee e soprattutto ha dei ragazzi insomma fantastici, una squadra veramente coesa, forte e coriacea che non si ferma di fronte a niente, a nessuno e si sono visti, attenzione forse no niente. Ennesima occasione, però questa volta il Tamai si è salvato e ha evitato quindi il capitombolo il terzo gol. Quindi è tutto, 37esimo minuto ormai del primo tempo, ricordiamo quindi il parziale Tamai 0, Sacilese 2. Benissimo, grazie Alberto. E la linea Giovanni, passa ti subito devo a Pamela, esatto. Anticipare che il Verona ha segnato il gol contro la Juventus. Molto bello, e chi l'ha fatto? Un grande? Toni. Luca Toni, esatto. Che piace alla Sara. Per niente. Comunque ci passa sopra qui, noi vogliamo alto.
No, lui vola alto, guarda dove va. No, non ho visto. Gemma, interrompi. È arrivato un messaggio che dice: ciao GP, sono un fans di Eleonora Mazzarri, quindi è un'altra ragazza ancora. È un po' che non torna la Eleonora, è vero? Quando torna in trasmissione si chiede Domenica prossima, giusto? Forse domenica prossima. un tifoso della Sanvitese, e in più abbiamo visto che al posto, tra virgolette, al posto di Omar c'è Pamela oggi, e al telefono non ci faceva mancare nulla, c'è il nostro Omar. Omar Costantini, Si materializza. sentiamo a che bottiglie sono arrivate a Corno di Rosazio visto che non si gioca. Omar! Allora, siamo al quarto bicchiere nel corso del 36esimo minuto del secondo tempo. Abbiamo già assaggiato 4-5 bottiglie. No, ma ti ho chiesto la linea, Giovanni, perché qui ho il dirigente De Blasi della Virtus Corno che ci spiega in diretta il perché la partita è stata rinviata. Perché domani, ti anticipo subito, sul Messaggero uscirà un articolo da parte di un inviato che dice che si poteva giocare, eccetera. Io ti posso garantire che non si poteva giocare, perché siamo tornati anche sul campo e dall'alto sembrava che si potesse giocare. Sul campo era veramente allagato una risaia, cioè sarebbe iniziata la partita, ma dopo 20 minuti, come ho già spiegato più volte nel corso del collegamento, la partita sarebbe stata sospesa, anzi si rischiavano anche degli infortuni, è stata una decisione saggia. Comunque io adesso ti collego con De Blasi, stacco un attimo la mia auricolare così lui ti racconta il perché e cosa è successo. Perfetto, è anche un piacere parlare con un dirigente della Virtus Corno che, ricordiamolo, sta facendo veramente molto bene dopo un inizio un po' così. Ricordiamo la Virtus Corno che in questo momento si trova in un'ottima posizione di classifica, se la trovo ovviamente la classifica, ovvero sia è al quarto posto, e l'incontro di oggi era proprio lo scontro per il terzo posto con la San Daniele. In caso di vittoria la Virtus Corno avrebbe superato il San Daniele. Prego, sentiamo, ci siamo? Buongiorno, eccomi. Allora, raccontaci in diretta che cosa è successo e perché questo giornalista del Messaggero deve scrivere una cosa inesatta domani mattina. No, non so cosa scriverà l'inviato del Messaggero. L'inviato del Messaggero ha contatti con il vostro corrispondente da Corno. E la verità sta nel fatto che la partita è stata decisa, il solito sopralluogo di inizio partita ha dato esito negativo e il direttore di gara ha deciso di non doverla cominciare, tutto qui. Perfetto, commentaci un attimo questo bel momento dal Virtus Corno, no? Cioè voi siete partiti un po' così in eccellenza quest'anno, e poi invece adesso state inanellando. Molto probabilmente siamo partiti un po' così per quello che pensavano gli altri e per le referenze che forse davano alla Virtus Corno. Non bisogna dimenticare che tutti i ragazzi della Virtus Corno sono dei ragazzi che hanno poco più di 20 anni, nella stragrande maggioranza delle partite si è sempre schierato dai 3 ai 4 fuori quota, e quelli che sono i cosiddetti vecchi sono del 90 in su, con molti 92, molti 93. Forse la differenza è comunque parte del merito va scritto a un condottiero come Gianni Tortolo, che secondo me a Corno sta guidando una truppa di ragazzi di buona volontà, motivata a dovere e che stanno portando a casa ottimi risultati. Benissimo, allora ti ringraziamo naturalmente di aver partecipato con questo collegamento. Sapete già più o meno quando recupererete o la Lega deve decidere? No, i comunicati, il regolamento prevede di poterla recuperare entro il secondo mercoledì successivo alla gara alla data in cui era stata programmata la gara, per cui molto probabilmente tra 2 mercoledì, visto che il prossimo mercoledì la Virtus Corno sarà impegnata a Prosecco nella gara di recupero con il CRAS. Esatto. Allora in bocca al lupo intanto, perché è una trasferta abbastanza difficile, vero? A Prosecco. Le trasferte, o meglio tutte le partite sono difficili, anche quelle, anzi a maggior ragione sono delle trappole quelle con le squadre di coda, così almeno è stato per la Virtus Corno, che fino adesso ha vinto tra virgolette con le grandi, qui ha perso punti ad esempio a Rivignano, ecco, quindi non vuol dire assolutamente niente. Molto probabilmente in questi 4 mesi Tortolo ha lavorato molto anche sull'approccio e sulla mentalità che bisogna avere ad ogni partita, e per cui se si gioca con il CRAS o si gioca con qualcuno che ti sta appena dietro bisogna mantenere la medesima attenzione. Benissimo, ti ringrazio e in bocca al lupo per il recupero col CRAS Reppen, e naturalmente quando vorrai sarai anche nostro ospite, magari quando giocate in anticipo, così ci conosciamo anche di persona. Grazie, siete molto gentili, accetto l'invito, comunque
i dirigenti della Virtus Corno, lo stesso Gianni Tortolo, credo che saranno disponibili a farvi visita volentieri. Anche col mister. Benissimo. Grazie della disponibilità e per lo spazio. Certo, siamo qua per quello, è stato un piacere nostro, grazie ancora. Stai attento a Omar Costantini, al quinto bicchiere fermalo, mi raccomando, perché insomma, È già legato, è già legato. Completamente lui gioca un po' in casa e quindi un po'... Tutte le strade portano Omar. Torna a casa a piedi, insomma. Sì, è lì, certo. Buona giornata, buon proseguimento. Grazie Omar Costantini e grazie all'amico della Virtus Corno. Gemma. Dei messaggi. Allora uno dice: complimenti alla ragazza vestita di verde. Chi sarà mai? La ragazza Allora, questo è un blu petrolio. Esatto, quindi sei anche daltonico. Non so se c'è qualcun altro vestito di Quindi verde. pensa se ti fai complimenti senza riconoscere No, il colore, cosa vede questo? Anche per me era verde comunque. No, è petrolio. Anch'io avrei detto così. Comunque elegante e molto spigliata, molto molto carina. Voglio i numeri. Sì, li sto segnando, non ti Perché non preoccupare. c'è il cellulare di Giovanni, no? Sì. Dai credito, gli rispondi, gli chiedi gli anni, la foto. Mettiamo tutto in bacheca. Vabbè, facciamo il casting per trovarti fidanzato? No, Cioè, ce l'ho già c'hai, lo fidanzato. so, però come dici Bisogna tu, avere l'amore il finché piano B. dura. Piano B. Cioè, ok. Belle sia Sara che Pamela e complimenti al sindaco. Se sono tutte così vengo a cercare casa a Forgaria. No, allora io sono anglo-bisiacca, No, questo intanto non ha capito. mettiti in coda che ho già chiesto io la cittadinanza, quindi... Si è confuso con la geografia. È arrivato anche un aggiornamento tra gli altri messaggi. Chiams 2, Rivignano 0, così parliamo anche Di calcio ogni tanto, ogni vedi te? tanto, sì. E poi ancora un altro messaggio che dice: complimenti ai maestri Cristina e Andrea da Santina ed Ennio. Santina e Salutiamoli. Salutiamoli. A questo proposito, io farei vedere qualcos'altro dei nostri maestri, dei nostri campioni del mondo. Chiedetelo voi, sapete i video che abbiamo, ce li avete ovviamente dati voi. Cosa vogliamo vedere? Come in un salotto. Il tango. No, non fa il tango. Bel tango. O la rumba o il cia-cia-cia. Gemma, andiamo di rumba, dai, che facciamo un po' di rumba. Il ballo dell'amore, dai. Il ballo dell'amore è la rumba? Sì. Molto Ecco perché non so ballare io. Anch'io. Ecco, eccoli qua. Andrea, raccontaci questo ballo, come si fa, è difficile? È un quattro tempi. Quattro tempi, 1009 turbo diesel? È un ballo che si balla sul 2 e non sull'1. Il tempo fa 2, 3, 4, 1 e non al contrario, quindi praticamente la musica batte l'1, noi balliamo sul 2. Che difficile. È difficile però. È un ballo molto sensuale e molto tecnico. Soprattutto se si accompagna come Cristina, è molto sensuale. So che a Edi piace molto questo vestito. Sì. Vero Edi? Piace anche molto Cristina. Siamo onesti, mica che faccio del torto a nessuno. No, assolutamente. La bellezza è fatta per essere. Siamo dei vecchi stampo. Sì. Noi siamo della vecchia generazione, sai Cristina, non siamo quelli nuovi. Che fortuna che ci siete rimasti voi. Un po' particolari, sì. No, qua. Anche del vostro ambiente. Esatto. Il nostro ambiente è un po' ambiguo le un po' cose. equivoco. Sì, anche da voi? Sì. Michele, ma siamo rimasti sempre in pochi? Siamo rimasti proprio in pochi. Per voi è un vantaggio, per voi maschi è un vantaggio questo. Un po' preoccupato di Meno concorrente. No, non in quel senso. No, ma anche perché, tra parentesi, vediamo, questo qua è uno dei balli che avete portato. Sì, uno dei 5 balli che si balla quando c'è la disciplina danze latinoamericane. Sì. Praticamente c'è samba, cha-cha, rumba, paso doble e jive. E jive. Il jive serve un più mix tecnico. tra rock and roll e boogie boogie. Ho capito. E qual è quello più spettacolare? Il jive. Il jive, che dopo, ce l'avete il jive? assolutamente, dopo lo vediamo, benissimo. abbiamo ancora. Ma ci sono le prese, quelle cose lì anche? No, non si può alzare, No, non alzi mai gli la out ballerina. non si può fare, cioè gli alzate non si possono fare. Come mai? Da regolamento. Da regolamento. La dama deve avere sempre un piede appoggiato a terra. Ho capito. Ma può passare sotto come nelle Sì. vacanze? Sì. È un casino, Michele, sta roba, Fa per me. No, che poi no. Non mi ci vedo. È una disciplina. Fisico non aiuta. Si Diciamo. parlava. Non mi ci vedo, non mi ci vedo. Si parlava, no, dell'ambiguità, eccetera. Figurarsi cosa vede lui che organizza sfilate di moda, piuttosto che quest'anno, diciamolo, Miss Italia per il Friuli e Veneto. Complimenti a Michele di questa esclusiva. Quanto ambiguo è il mondo in cui vivi tu? Ma non è così ambiguo, perché poi uno non è vero, cioè come in ogni altro mondo, perché poi detta così. Dai, fai out, dai Michele, fai out. Io non,
Outing, non out. È più bello out. Non so che si dice outing, ma out è più bello. Quando lui parla di questi argomenti si emoziona, scusate. Mi saltano le parole, tutta la dialettica magistrale che ha. No, non ci sono, come in tutti gli ambienti, poi non è neanche giusto, insomma, generalizzare. Ti ringrazio per invece l'altra, voglio tornare sul discorso di Miss Italia, parliamo di Miss che è meglio, e quindi ecco, ti ringrazio di questo, è vero. Allora io ti consiglio, se c'è qualche problema con Miss Italia, di andare da Stefano. Che problema deve avere? Scusa. Sono arrivato tardi, ma il suo ruolo mi scusi. Si traveste. Gli sono saltati tutti i meccanismi. Lui ha la polimedica di Pradamano, quindi se hai qualche problema, siccome fai tante date, ti consiglio. No, invece raccontaci Scusa, seriamente. Non era Omar che ha problemi. E lui senza bicchieri. Perché almeno Omar ne ha bevuti 5. Beve lui e ti riduce così. Siete in simbiosi voi. Ma questa è la crisi infatti della resistenza, no? Perché qui da 2 ore Omar è al quarto bicchiere, lui è così. Comunque, se volete mandare qualche Miss da noi, nessun problema. L'avevo intuito. E rilasciano loro Se si slogan una sfilata. Sì, se si slogan, se magari... No, ma là ma perché dovete dire? No, ma anche fisioterapia. Voglio dire, io sono sempre incriccata, dunque non solo con i si offre. Uno ha sempre mal di schiena, stai. Sei gobbo perché le tette grandi. Aggiornamento della Triestina 6-2. No, ce l'avete? Ok. Ringraziamo Pertoldi Junior. Visto che i senior ce l'abbiamo qua per l'informazione, e poi sono arrivati dei messaggi, però prima di dare spazio ai messaggi volevo collegarmi con Omar, perché qualcuno... Ancora? Sì. Stanno tagliando il salame. Allora Omar non si ferma mai, Omar lavora sempre, infatti dopo i dirigenti... Beh, lavora. Vabbè, è con il gossip, diciamo, no? Ma non riusciamo a liberarci di questo Omar, l'abbiamo mandato a vedere... È piovuto, non c'era la partita, deve andare a casa a riposarsi, invece è sempre lui no. qua. E poi ci sono delle domande serie che faremo magari domande serie da fare in un'altra trasmissione. No, di calcio, quando si fanno domande di calcio magari sulle quali potremmo parlare. Sindaco, domande serie che hai. Stiamo scherzando. Devo travestirmi da presentatrice istituzionale la prossima volta. Sì, meglio. Lasciamo la linea a Omar, va? Dai. Siete arrivati al salame, raccontaci. Allora, in attesa di capire se il fiume Iudrio esonda a Trussio, che è al limite della praticabilità, è arrivata anche la seconda voce, per la precisione, Eleonora Mazzarri, per la gioia del nostro telespettatore. La sentirete al momento audio. Adesso io stacco un attimo l'auricolare mia, Giovanni, e poi puoi parlare tranquillamente con lei, come si dice. Bene. Vai. L'abbiamo evocata la Eleonora. Sì, ma non si poteva fare a meno. Eleonora! Pronto? Parlavamo di te. Pronto, mi senti? Sì, ci senti tu? Cosa fa, corri? Sì, male, ma i potenti mezzi di Omar non sono devono tirare su un po' l'audio in studio. È difettoso, Omar è difettoso. Prima di tutto cosa ci fai a Corno di Rosazzo? Intanto. sono venuta a trovare Omar e a partecipare a questa Coppa Chiosco, visto che la partita non si sta giocando, abbiamo deciso di darci alla Coppa Chiosco e non potevo perdermi questa occasione. Cioè sei andata lì per Omar? Per Omar e per il vino. Ecco, allora ho fatto anch'io una visita oculistica non più tardi di una settimana fa, ti indico il mio dottore, esatto. Va bene, ok, può essere sempre d'aiuto, ma poi serve il vino anche, Poi ascolta, qua arrivano sempre messaggi per te. Sì, dai fan della San Vitese, vero? Esatto, mi sembra. sì. Mamma mia, allora andrò a fare anche un'esterna a San Vito praticamente. Vai, domenica prossima magari ti spediamo a San Vito, che il San Vitese gioca in casa con Commisso. Ok, va bene, così facciamo contenti i fan. Più che altro fai anche contento anche Commisso, mi sa. Sarà contento tuo amoroso soprattutto. Commisso non è in trasferta domenica prossima? E dove lo mandiamo? Lo mandiamo con Eleonora. Trentino, non so dove doveva andare, fuori in Austria. No, più avanti. Questo è conteso da tutte le donne. Tutte le donne vogliono Commisso, No, io non lo voglio, Ma tu sei mica una donna, sei la presentatrice tu. Siamo fatti di carne. Allora, Eleonora, ci sei? Sì, io ci sono, siete voi che vi siete un po' dispersi, mi dà l'idea. Sì, ma noi siamo persi anni fa, sai. Ascolta, allora, domenica prossima o ti spediamo a San Vito o vieni con noi in studio, va bene?
Va bene, allora ci penso, ci rifletto e vedrò se scelgo te o se scelgo Comizzo, va bene? Però qui c'è GP ma c'è anche Omar, Dopo il decimo bicchiere decideranno. C'è anche Omar, allora. Cioè qua sono in due, Comizzo è uno Annalisa. solo. Sì, ma Comizzo è giovane prestante, hai capito? Ma per anche quello. Omar è giovane. Ma- Sì, a me manca Omar. Vero? Non c'è più coppia qua. Sei sicura? Sì. Sei sicura? Mi sento da sola qua. Allora, ringraziamo Omar, ringraziamo Eleonora, quale cosa si mettono male, quindi direi andiamo in pubblicità, no? E facciamo Sì, l'ultima... Facciamo l'ultima pausa pubblicitaria e poi rush finale fino alle 17, mentre la Juve sta per segnare il terzo no palo. Hai portato male, cosa dovevi sì. dire? Sta Bella per segnare. Beh, però bel Bellissimo. tiro. Osvaldo è forte. Proprio bello. Proprio bravo Osvaldo. Forza Benissimo, allora pubblicità. Pubblicità, 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica. Lo sport Triveneto in poltrona. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep Your Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni
a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, mi chiedi chi inizia, ma non mi inquadri, cosa dobbiamo fare? Ma se sono qui. Allora, so che abbiamo qualcuno al telefono, vero? Però volevo leggere questo messaggio che è arrivato per i nostri ballerini, se il telefono me lo permette, perché è un po' lento, il software un po' lento. Ma è il telefono di Giovanni. Infatti, è pieno di messaggi, sai, tutte le fans della Villa Serena. Allora, complimenti ai World Champions Andrea e Cristina, anche il Vidot vi segue. Vidot, spero si pronunci così. Lo conoscete? Sì. Ok. Finito qua? Non mi passi nessuno? No, ti passo Riccardo Riem, che Passamelo. è a Pordenone. A Pordenone, per Pordenone, Unione Ripa alla Fenodora. Prego, Annalisa. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi. Allora la partita qui è terminata con la vittoria del Pordenone che riesce a mantenere il passo del Marano, quindi aspettiamo lo scontro diretto tra 2 settimane per vedere effettivamente chi riuscirà a vincere il campionato. Certo, noi qui abbiamo perso Giovanni, ti devo dire, quindi ti tocca parlare con me. Sì, assolutamente, mi fa molto piacere comunque in ogni caso. È andato e non è più tornato. Raccontaci. No, comunque è stata una partita difficile, il Pordenone è riuscito a portarlo a casa contro una squadra molto ostica e rognosa, si sono chiusi molto bene in difesa loro e quindi insomma senza 3 giocatori importanti per il Pordenone portare a casa questa vittoria è stato molto importante. Cosa dice l'avvocato? L'avvocato adesso te lo passa che fa un commento sulla partita, intanto vi saluto tutti. Buona serata. Buona domenica. Giovanni? No, Giovanni non c'è, avvocato, Giovanni è sparito. È sparito Giovanni? Non è vero che è andato in bagno Eddie, secondo me è andato a fumare. Sta tornando. No, avvocato, è andato ad arrestare. Nominami subito che arrivo. Ma tu sai che è il mio mandato a vita, no? Quindi. Sì, lo so, non l'abbiamo recuperato meno male. No, vedo, guarda, la partita l'ha avuta in mano il Pordenone, però poteva finire anche in pareggio. L'Union Ripa ha tirato in porta una volta a 35 metri e poi non ha più visto la porta, e il Pordenone ha fatto la sua partita, però poteva finire anche 0-0, è questo che voglio dire, nonostante ci fosse stata una supremazia territoriale del Pordenone, perché ha sempre avuto in mano la partita. Comunque oggi era importante vincere, il Pordenone ha vinto, avanti con il campionato e aspettando lo scontro diretto fra 15 giorni. Certo. Questo è il riassunto della cosa, però te lo ripeto, non capisco come Seedorf possa allenare il Milan. Se qualcuno in studio me lo spiega, io sono juventino, ma vedere quello che ha fatto Seedorf. Non sei più mio avvocato, non lo sapevo questa io, Non sei più mio... No, ma dico, vedere quello che ha fatto Seedorf ieri sera, come ha messo la squadra in campo e i cambi che ha fatto, e io ti ripeto, se fossi Berlusconi stasera lo esonero subito. Gli dico vai in sede, prendi i soldi che ti mancano e vai a casa. Fine, torna in Brasile. Parliamo di cose belle adesso, faccio un commento. Martedì sera l'Udinese si gioca l'accesso in finale. Dici la tua opinione, se hai visto naturalmente la partita d'andata. Io penso che Guidolin sappia come mettere giù la squadra. La Fiorentina è molto forte a metà campo e nelle ripartenze sicuramente, però non la vedo granché in difesa, per cui se l'Udinese li aspetta in contropiede li può massacrare. La partita è questa, a meno che non ci sia una grande prestazione della Fiorentina, e allora sai, la qualità ce l'ha anche la Fiorentina nonostante manchino Gomez e Rossi, e quindi è una partita difficile, è una semifinale di Coppa Italia, però io penso che le sue carte Guidolin se le possa giocare martedì sera. Certo. Percentuali? Naturalmente penso che giochi percentuali direi 50-50, perché l'Udinese è vero parte da un 2-1, quindi non è che parte da una partita pareggiata. Annullato. Vabbè. Fuori gioco di un paio di chilometri. Comunque se la può giocare la partita sicuramente, specialmente con Muriel in contropiede, e se Muriel sta bene può mettere in difficoltà. Sai che Muriel è un mio pallino e quindi
Beh, diciamo che se Muriel viene utilizzato magari come l'andata, no? Messo dentro gli ultimi 20 minuti con le sue accelerazioni fa tanto male, no? Sì, ma io lo metterei dal primo minuto, però guarda, così gli fa più male ancora. No, scherzo, sto scherzando, voglio dire. Lì è importante sicuramente anche l'atteggiamento della Fiorentina. Sì. Perché, ti ripeto, non li vedo molto forti in difesa, non li vedo forti in difesa. Forse hanno un centrocampo troppo tecnico e poco arcigno, no? Sì, però giocano in casa, attenzione, in casa hanno dato 4 gol alla Juve, sì. Quindi è una partita difficile. Diciamo è una partita che la Juve difficile. Gli ultimi 20 minuti era scesa negli spogliatoi quella partita, se ti ricordi. Sì, no? sì, è stata una partita tipica, anche perché poi giocava, mi pare, in Coppa la Juve, quindi aveva anche questo problema. Però, insomma, un 50% leggermente favorita l'Udinese. 51. Leggermente favorita. 51. Sì, ecco, direi un 51,49. Perfetto. Avvocato, grazie. Però ci sentiamo è chiaro che sarebbe prossima. una grande soddisfazione per il Patron Pozzo giocarsi la finale poi ma per tutto o con Friuli, la non Roma solo o con per il Patron Napoli. Pozzo, Sì, è chiaro, ma il presidente rappresenta tutti naturalmente i tifosi friulani, quello è pacifico. Certo. Benissimo, avvocato, ti ringrazio. A domenica prossima. Saluta Rien. Andate a casa piano perché siete distanti. Ricchi è qua con me. Va bene. Non fermatevi tutti i bar come vostro solito. Va bene, a presto. Ciao. Ciao, grazie. Ecco. Perché la bottega non c'è un bel chiosco. Non è fornito come quello di Monfalcone, quindi là si va invece in città nei vari bisogna spostarsi. posti. Quindi stanno finendo tutte le partite della Serie D. Diamo un velocissimo riepilogo a quello che praticamente è successo, a meno che di cambiamenti dell'ultima ora. Belluno Fincantieri Monfalcone 1-1, Fersina Perginese San Vitese 2-1. Peccato per la San Vitese sto giro. Giorgione Dro 0-0, Mezzo Corona Marano 0-1 giocata ieri, Pordenone Unione Ripa, come abbiamo sentito, 1-0, Trissino Valdagno Este 0-0, Triestina Montebelluna 6-2, finito il primo set in questo caso, e Vittorio Farmic San Paolo 1-1 e Tamai Sacilese 2-0. Chissà, c'è un rigore in corso. Un rigore in corso va Alberto Commisso. E lo hanno anche già segnato, ragazzi, 3-0, quindi ormai partita chiusa. 3-0. Quinto minuto, afferramento di Ortolan che è stato espulso, quindi Tamai adesso è veramente in piena crisi e con 9 uomini ai danni di Furlan. Una decisione, secondo me, il rigore c'era, ma l'espulsione è un po' troppo severa, proprio un arbitro, diciamo così, intollerante da questo punto di vista. Si è presentato agli 11 metri Bezza, che ha spiazzato incolpevole Perestini, quindi quando siamo al quinto minuto di ripresa ormai praticamente la partita, il derby da destra tagliamento è virtualmente chiuso, perché insomma un 3-0 e con 9 uomini sarà difficilmente recuperabile. Bene, ti ringrazio Alberto, naturalmente noi siamo in onda fino alle 5, la partita invece lì finirà più tardi chiaramente, però... Vi chiamerò 5 minuti prima, magari Giovanni, così vi do le ultime e saluto tutti. Benissimo, grazie Alberto, mi dispiace per il nostro amico che aveva indovinato l'Udinese 3-0, Omar Manini, aveva indovinato anche il Pordenone 1-0, ha sbagliato proprio questa perché ha dato sì la Sacilese vincente ma 0-1 e non 0-3 come in questo momento. Prego Gemma. Sì, ci sono arrivati dei messaggi riguardo proprio la Sacilese, ma non uno, ben due, con scritto: ho sentito che la Sacilese vuole comprare Cristiano Ronaldo. Cosa ne pensate? Qua ridono, non so. Io non mi intendo di calciomercato. Non so se a Sacile hanno tanti soldi a Sacile. 100 devono aprire una sola gioca. Allora lui pubblicizza, non so che. Vabbè, andiamo avanti. Questa era, sono arrivati 2 messaggi con 2 numeri diversi, quindi poi c'è un aggiornamento di calcio dell'eccellenza, Chions 3, Rivignano 0. Sì. E poi sono arrivati un po' di messaggi e ce n'è uno che riguarda proprio l'Udinese, quindi magari a Eddie Pertoldi, no? Domanda riguardante l'Udinese: se continua a vincere può essere che l'Udinese arriva a qualificarsi in Europa senza la finale di Coppa Italia? Firmato Daniel da San Vito. Ma insomma mancano 15 partite. Ci sono 45 punti in ballo, ma certo, oltre a vincerle tutte Eddie devono perdere anche tutti quelli davanti, voglio dire. No, in teoria potrebbe anche esserci, certo, però insomma dovrebbe fare un filotto di almeno 7-8 partite, dopo... Forse anche più. Beh, insomma, intanto facciamo 7-8, con 24 punti andremo a 50 e quindi con 55 sappiamo che insomma... Però insomma la vedo un po' difficile, ecco, io penso che la via migliore sia quella della Coppa Italia. A questo punto riusciremo a salvare una stagione che è nata male e adesso si sta un pochino mettendo sui binari giusti, però
obiettivamente bisognerebbe essere oltremodo ottimisti per pensare che possa andare in UEFA, sì, in campionato, insomma, ecco. È un pochino troppo lontana da quelle che per il momento sono lì che se la giocano, insomma. Invece nella pallamano c'è la Trieste, una squadra fortissima, vero, in Italia? Hanno una tradizione di pallamano maschile a Trieste. Sì. Attualmente non so come sono. So che sono in testa anche quest'anno in Serie A. Comunque sì, loro hanno una grande tradizione i maschi. E come nazionale come siamo messi invece? No, bene, benissimo. Non benissimo. Io so che le prendiamo sempre dalle squadre balcaniche, lì è un massacro. All'est, Croazia, Est Europa Serbia. sono forti. Sì. Che poi lì, con tutte, no, anche che so che sei tanto esperto, in tutti quei paesi lì, con i giochi con le mani, sono fortissimi, anche nella pallanuoto c'è la Serbia e la Croazia, sono fortissimi. Ma nella tradizione i paesi balcanici hanno contributi statali notevoli, perché per loro naturalmente lo sport... Beh sì, lo sport loro la vivono in maniera un po' diversa. Esalta un pochino quello che è anche lo Stato, insomma, no? Quindi hanno sempre avuto questo anche nella danza, nel pattinaggio artistico. Questo tipo di attenzione, quindi... prego, raccontaci cosa succede nella danza di là. Anche nella danza sportiva hanno delle sovvenzioni statali loro, sì, esatto. Cosa che noi non abbiamo niente. E poi hanno molta disciplina, non so se per indole o perché vengono educati in un certo modo, vengono educati da bambini. Anche perché arrivano da un periodino non divertentissimo, no? È un po' come in Cina, anche in Cina. 60 anni, dove invece prosegue quel periodino non eccezionale, no? Mancanza totale di libertà, di scelta, e quindi irreggimentati fino da piccoli. Prima sono passati oramai più di 10 anni, ma prima di cambiare, no, una certa mentalità credo che sia difficile. Sì, no? ma anche nella ginnastica vediamo ragazzini di 13 anni, 14 che chissà da quanti anni sono già lì inquadrate per questo tipo di disciplina, e quindi sono risultati. Nel campo della moda invece all'est come funziona? Perché so che anche tu sei andato di là a fare. No, io non sono mai andato di là. Beh, loro vengono qui più che altro. Ecco, diciamo che però soprattutto nelle grandi città. Beh, a Milano. È vero, il rischio di farmi nemico il conduttore sarà rovinato. Il potessimo amici non sono conduttore. No, prevalentemente sono soprattutto ragazze dell'est che vengono qui, ma soprattutto nelle grandi città, Milano, Roma, dove hanno magari agenzie e ci sono più opportunità. Vengono anche in Austria. Qui da noi in Austria vanno a fare altro. In Austria c'è una strage di donne dell'est. Insomma, no, è vero, però a Milano tu non sai. Lui non Michele alza le mani. Ho letto. 30 anni di lavoro distrutti in 10 minuti, un quarto d'ora. Mi ha detto vieni che facciamo una chiacchierata oggi pomeriggio. Io aspettavo una cosa come l'altra volta. L'altra volta ha fatto il bravo, sto giro è illuso. Ma poi ad esempio, no? Adesso tu, ripetiamolo, sì, raccontaci la questa esperienza la tua azienda, la vostra azienda, tu e di Paola, avete preso l'esclusiva per le selezioni di Miss Italia di quest'anno per il Veneto e il Friuli. Domanda, se una ragazza dell'est vive in Italia ma non ha la nazionalità italiana, può partecipare a Miss Italia? Allora, giusto che parlavamo di regolamenti prima. Innanzitutto premetto, è una cosa che tu sai, ci siamo sentiti qualche giorno fa, è proprio una cosa di pochi giorni. Quindi devi ancora leggere il regolamento. Le cose strane che succedono nella vita, quando meno ti aspetti una cosa ti arriva una cosa importantissima. Io non ti era mai successo di farmi Miss Italia? No, non è che credo. Tu volessi partecipare? Pensavo di iscrivermi quest'anno. Se tu dovessi partecipare non hai le caratteristiche, ma solo per l'età, non perché è ovvio. No, allora, devo approfondire il regolamento. Comunque ritengo, ripeto, devo approfondire questo, che la ragazza deve essere residente in Italia. Residente. Se cittadina però non... Poi, quando sarà il momento giusto ci rivedremo. Nata no, però residente ad esempio, Annalisa che è residente in Italia. Io non posso, ma in realtà lui voleva sostituire Carlo Conti, però dovete fargli fare delle lampade. Ti piacerebbe? Allora, lampade, qualcosa ai capelli anche. Perdonami, sono molto più bravo di Carlo Conti, per l'amor di Dio. Se tu mi pari Gerry Scotti, tanto di cappello. Ma Carlo Conti non lo sopporto, ma penso che non... Chi conduce quest'anno Miss Italia? Non si sa ancora, perché quest'anno sarà sulla 7. Come l'anno scorso sarà sulla 7, quindi esatto. Quindi ricapitoliamo, se c'è una ragazza perché ci ascolta, e ovviamente Miss Italia è anche un bel trampolino di lancio. Beh, no? sicuramente. Assolutamente. 75 anni quest'anno di concorso. Pensavo una ragazza di 75 anni. 75, no, a meno che non li porti così bene riesci a bleffare, ma insomma io credo che l'occhio, insomma, anche se mi stai distruggendo
facendo una carriera, però l'occhio insomma c'è e dovrei riuscire a capire che non è proprio nell'età. Però insomma ecco, se ci sono noi tra l'altro, adesso a parte scherzi abbiamo già attivato una linea telefonica sulla pagina Facebook di modashow.it, che è la nostra agenzia, ci sono già le primissime informazioni, abbiamo preso il Friuli Veneto, quindi è un impegno molto importante, però insomma ripeto, era un'occasione. Quindi l'importante è essere residenti in Italia, ma non italiani. Guarda, io comunque nei prossimi giorni noi non crede. Avendoci Deve avere la cittadinanza. Sentiamo la Pamela che ha partecipato. Io sapevo che devi avere la cittadinanza italiana, perché una ragazza è stata squalificata l'anno scorso perché alle regionali qua in Friuli, perché non aveva la cittadinanza. Quindi aveva solo la residenza, ma non la Danny Mendez che ha vinto ai tempi aveva a quei tempi io ero un bambino e giocavo in spiaggia a Lignano, facevo i castelli di sabbia quando ha vinto Danny Mendez e quindi non seguivo. Comunque di Forgaria si può partecipare. L'importante è essere cittadini di Forgaria. Va bene. Un tempo addirittura non potevano partecipare neanche le ragazze madri, se non erro, dunque c'erano delle regole rigidissime. Le cose si sono evolute. Magari più burrose per il futuro. No? Ma c'è anche, ma c'è un ritorno. Ne parlavamo l'altro giorno, è stata fatta una riunione informale. Esatto, esiste. Lì posso partecipare. Esiste, io te lo sconsiglio, magari vai in un'altra regione, ecco, se puoi evitare di intaccare le mie, io ti ringrazio. Friuli Veneto lasciami così che va bene, poi vai in Emilia, vai in Lombardia, vai non so, è tanto grande l'Italia. Abbiamo una Gemma che penso voglia iscriversi a No, voglio che tu iscriva Omar, perché secondo me lui non conosce della serie, stai tranquillo, vai pure a casa, lui è ancora che sta lavorando ma prima di passarvelo volevo leggervi un messaggio che dice che Ronaldo, la sicilese, lo ha già preso con un prestito oneroso con diritto di riscatto 89 milioni. Lo presentano a giugno. Noi stiamo qui a vedere. Sì, ma magari Cristiano Ronaldo non è quello figo, perché adesso esatto. Appunto. Ronaldo, quello. No, hanno preso un portoghese, ma non è Cristiano Ronaldo che ha anche già esordito. Sì, no, è portoghese. E non ha neanche 89 milioni. No, forse gli danno Fraccaro. Sì. Fraccaro viene da Cristina. Allora, abbiamo Omar Costantini in diretta? Lui Omar! Sì, è lui, infatti. Cosa vuoi ancora da noi, Omar? No, io sono qua con il mister della Virtus Corno, Gianni Tortolo. Allora, innanzitutto, mister, permettimi di sottolineare, è stata una scelta logica e giusta, no, alla fine? Ma alla fine è stata una scelta anche giusta. Io ho visto la finale di Coppa Italia a Cervignano, il campo era molto nelle condizioni peggiori. Secondo me sì, è una scelta giusta, con senso, però a questo punto forse era meglio giocare oggi che non giocare di mercoledì sera alle 8 di sera, magari trovando non so che temperatura, che campo. Certo. So che vi state accordando con il San Daniele per il recupero che sarà il 26, no? Sì, il 26 perché fra 2 settimane c'è l'anticipo per l'eccellenza e quindi il 22 c'è tutto l'anticipo per l'eccellenza e quindi per non giocare 2 mercoledì di seguito e poi il sabato successivo saltiamo una settimana, andiamo al 26, sono d'accordo anche loro, penso che non ci siano proprio problemi. Sentiremo anche Bortolucci cosa si dice. Se volete fare delle domande, Giovanni, il mister è con la cuffia e vi sente benissimo. Allora, dopo una grande carriera in giro per tantissime squadre importanti, mister, cosa hai trovato a Corno di Rosazzo che ti ha dato la carica soprattutto di fare questo lavoro con ragazzi molto giovani e portarli a questo livello? Voglio dire, siete oramai quarti in classifica a un punto dalla San Daniele. Io l'anno scorso ho finito il ciclo a San Vito, la Virtus era un paio d'anni che mi cercava e l'anno scorso sono venuto a lavorare alla Virtus. Ho trovato dei dirigenti, un presidente molto molto appassionato, ne abbiamo parlato e mi ha convinto a rimanere anche quest'anno, però quest'anno è successo che abbiamo fatto un progetto nuovo, siamo partiti da zero, nel senso che sono andati via 12 giocatori l'anno scorso, a fine campionato l'anno scorso, abbiamo fatto una squadra, il più vecchio della squadra è un 1990, abbiamo 2,90, 2,92 e poi tutto il resto andiamo verso il 96, ecco. Cosa ho chiesto alla società? Ho chiesto di sposare un progetto e di seguirmi. Certo. Seguirmi nella prima cosa più importante secondo me era il lavoro.
Ho proposto alla società e la società è rimasta veramente d'accordo, e questo è stato veramente per me un piccolo successo, di andare a fare 4 allenamenti. Noi ci alleniamo alle 18:30 la sera, sono tutti studenti, non lavorano solo 2 giocatori, tutto il resto studia, facciamo 4 allenamenti. Secondo me il frutto di questi 30 punti che abbiamo ottenuto, non abbiamo ottenuto ancora niente perché per la salvezza ci vogliono 42, siamo quarti in classifica come dice lei, in questo momento sì, godiamoci questo bel momento, però dico che è frutto di un gran lavoro fatto durante la settimana. In pratica noi ogni mese facciamo 4 allenamenti più degli altri. Quindi Giovanni, scusa, posso dire che il mister è modesto, io lo conosco da tanti anni, sì. E lui con i giovani sa sempre portare a casa il risultato. Sì, è vero? No, grazie Costantini. Sì. Lo sai che io non ti faccio i complimenti a casa. Ma mister, poi è la tua carriera che testimonia questa, sì, voglio dire, dovunque sei andato hai sempre fatto molto bene, Sì, è vero, è vero. Sì. È vero. E poi ti dirò una cosa, dove mi hanno chiesto di vincere sono riuscito sempre a vincere, e questo, guarda, per me è una piccola soddisfazione, nel senso che quando una società mi ha detto vieni qua, dobbiamo salire di categoria, sono sempre riuscito a farlo, quindi questo per me anche mi dà la carica, hai capito? Quest'anno gli obiettivi sono diversi, sono salvarsi, ma per me è come vincere un campionato se riesco a portare a casa la salvezza quest'anno e far maturare questi giovani. Beh, ma allora tu puoi essere modesto ma non fare il Guidolin, perché sei quarto in classifica, hai un punto dalla San Daniele, e non parlarmi di salvezza per cortesia. No, noi siamo partiti per salvarci. Ecco, un altro discorso. Noi a un certo punto all'andata in questo periodo, dopo 10 partite eravamo quartultimi, quindi eravamo in piena zona, poi piano piano siamo venuti fuori, adesso ultimamente abbiamo fatto queste vittorie, queste 6 risultati brutti consecutivi, tra cui 3 vittorie, le ultime ci ha portato in questa posizione, però io dico sempre ai ragazzi calma, piedi a terra, perché l'andata abbiamo perso 3 partite di seguito, Rivignano, Gemonese e Tricesimo, abbiamo perso 3 partite e siamo ritornati veramente coi piedi nel buco, e allora facciamo 42 punti, prima possibile, poi ne parliamo. Certo. Allora siamo bravi, io dico questo, se tu mi ritieni modesto, se io cerco di... Tu guardi i risultati, questo è il discorso. Io benissimo, questo. Dobbiamo chiudere il collegamento, ci dispiace perché abbiamo... Giovanni, scusa, se arriva Bortolussi in tempo ti chiamo e così sentiamo anche il mister del San Daniele. Ecco, vediamo perché abbiamo un sacco di collegamenti nel frattempo. Benissimo. Clamoroso, Okay. Albente Godi. Pareggiato. Esatto, Pamela. Il Verona contro la Juventus è 2-2, appena Ecco. pareggiato. Avete gufato tutto il tempo. Maledetto. No, complimenti al Verona. È sempre stato È vero. difficilissimo, soprattutto le capoliste. Ricordiamo che il Milan ci ha perso uno scudetto. Sì, però è anche vero che Verona ha perso con tutte le grandi, è la prima volta che non perde, questo è perché vero. ha perso comunque con tutte quelle che comunque gli stavano manca ancora davanti. qualche Mancano ancora minuto. 50 secondi. Comunque ha pareggiato anche la Roma, quindi le cose non cambiano. Le cose non cambiano, solo il Napoli si avvicina di 2 punti più che la Juve alla Roma, alla Roma perché oramai La Fiorentina che la Juve ha preso il via, il largo. Stanno arrivando un sacco di messaggi, li leggiamo tra poco, perché adesso c'è Alberto Commisso per noi che ha delle novità. Novità ragazzi, perché la Sacilese ha calato il poker, 4-0, ormai partita ormai virtualmente chiusa, non c'è mai stata storia per dire il vero, adesso questo quarto gol che lo racconto brevemente, la conclusione potenti spagnoli, Pressing era riuscito a intercettarla, a respingerla, poi Rui Ferreira al primo gol nella stagione è riuscito comunque di tap-in a segnare, quindi depositare la palla nel sacco. Qua siamo arrivati al 21esimo della ripresa, quindi ormai il risultato è 0-4 perché il Tamai è veramente in ginocchio, non riesce veramente più a riprendersi, non ha superato addirittura la linea di mezzeria, la linea di metà campo, e difficilmente si uscirà in 9 giocatori. E a questo punto io volevo salutarvi perché so che siete vicini alla chiusura. Volevo naturalmente mandare un bacione a tutti voi, abbracciarvi forte, soprattutto a te Giovanni, Pamela, Annalisa, Sara, tutte le ragazze. Poi sei un maledetto ruffiano. È di Bertoldi, i vostri ospiti, insomma. Va bene. Alberto, io ti do un consiglio, ragazzi, non trattare le donne tutte uguali. Ci vediamo a San Vito domani, Alberto. Alberto, lo spot allora sulle frittole?
Allora, lo so sulle frittole, è una cosa un po' delicata perché non vorrei che poi fraintendessero le persone, i nostri telespettatori, no? Comunque la ricetta è molto semplice perché insomma l'importante è perché insomma diventino veramente buone e ripieno, no? Che può essere la crema o il cioccolato. Dunque gli ingredienti sono comunque latte, uova, zucchero e farina, però naturalmente una volta insomma creato l'impasto le frittole vanno riempite con un beccuccio liscio, che ovviamente deve andare a forare l'impasto. Questa è la descrizione insomma sommaria veramente da... Non siamo Masterchef qua, Sì, no, appunto. Da piccolo Masterchef insomma, che ha tirato giù la ricetta da internet, però so che Pamela è un'esperta di queste cose. Esperta di frittole Pamela, sì, tu no, vabbè. Quindi Alberto, dobbiamo chiudere perché abbiamo gli altri collegamenti, ci sentiamo domani, anche perché adesso abbiamo lo scoop dalla regia, adesso siamo quasi alla fine della trasmissione. È il momento. Questa persona è particolarmente bugiarda, aveva detto che è single e noi abbiamo... No, io non avevo detto niente. Tu qua hai detto che eri no, single. a me è stato detto dal preparatore dell'Udinese, mi è stato detto non rispondere, non si risponde a queste domande. Però io sono sguinzagliato. Però tu sei un spione, allora devi sapere. Al sindaco che mi ha dato le dritte. Sì. Addirittura ti abbiamo beccata a letto col tuo fidanzato. Vediamolo. Eccolo qua! Eccolo qua! Lui è qui con la panza per aria, guarda che spettacolo. Perché si diverte lui quando li faccio i grattini qua. Sì, a quali fai? Va sì, bene, sul collo. Sul collo. Ecco qua un'altra espressione, sono molto felici. Lui soprattutto si sta divertendo un casino, vedi? È un'espressione molto sveglia. Ma è sveglio, sta solo controllando le palpebre dall'interno. Il tuo moroso è molto atletico e dinamico. Eccolo qua, lo vedete? Nella sua massima espressione di sportività e atletismo. Qua nelle foto vedi che sta dormendo, però ti devo assicurare che essendo un bassottano è fuori dalla regola, perché salta, corre, abbaia. Se vuoi te lo porto una volta in studio. Assolutamente. Ok. D'altra parte se il tuo cane vuole mica essere normale, voglio dire, no? È perché il tuo dovrebbe essere normale. La mia gatta è normalissima. Povera gatta. La perla è normale. Povera gatta. Appunto. Come siamo animali da queste parti? Beh, tu hai fidanzato, Giovanni, lo sappiamo. Dovevano portarci una donna e ti portano tutti i cani ogni weekend, una volta in levriere. Sì. Cioè ti va male. Gli va male, Giovanni. Allora, Annalisa, dicevo perché ha fatto passare in sordina, no? Lei con animali a posto perché ha il fidanzato e quindi siamo a posto, non serve altro, vero? Non serve altro. Sono a posto. Tu come sei con gli animali? Animali o uomini? Ma è la stessa cosa, quindi sì, siamo lì. No, non ho né animali né uomini. Bene, quindi... come si fa una donna sportiva a non avere un animale? Un uomo? Ha deciso di far carriera. Ha deciso di far carriera. Deciso per la carriera. Michele, meglio che non chieda niente, se no vengo ucciso. Io sono qua con te. E di come sopra. Stefano, tu non ci hai detto niente. Come siamo animali e donne? Vabbè, donne... Niente. No, niente, no. Boss. Ne vedo. Se vuoi rispondere? Ne vedo non di giorno. Vabbè. Sì, ne vedi perché ogni giorno ne vedo, sì, diciamo così. E animali col cognome che ho? È vero, gatti. Gatti, sono gatti. Pensa che il mio dentista si chiama Dente? Allora, per non farci mancare niente. A me non lo chiedi con 3 cani? Ma te sappiamo ormai tutto di te. Allora, mancano pochi minuti. Io direi, sono finite, tutta la serie è finita, quindi Pamela ricapitola tutto. Allora, Lazio-Roma 0-0, Livorno-Genova 0-1, Parma-Catania 0-0, Sampdoria-Cagliari 1-0 e Verona-Juventus 2-2. Bene, per quanto riguarda invece la Serie D, ricordiamo i finali: Belluno Fincantieri Falcone 1-1, Fersina Perginese San Vitese 2-1. Clamoroso a Castelfranco Veneto perché il Drone è andato a vincere col Giorgione per 1-0, giocata ieri Marano Mezzocorona 1-0 a Mezzocorona, Pordenone Unione Ripa 1-0, Trissino Valdagno Este 0-0, Triestina Montebelluna 6-2, Vittorio Falmec San Paolo Padova 1-1 e come sentiamo da Commisso che però a Tamai, ma la partita è cominciata un'ora dopo, quindi finirà alle 5:15, ma siamo sul 4-0 per la Sacilese, quindi oramai la vittoria è in saccoccia per una classifica della Serie D che vede il Marano ancora in testa a 59, seguito a 2 punti dal Pordenone a 57. Il Belluno fa un passo solo in avanti a 41, la Sacilese si avvicina stando vincendo oramai a 4-0, penso che sia un risultato oramai conseguito, 39 punti, l'Este va a 38, il Montebelluna a 30, il Giorgione a 29, un grande balzo in avanti lo fa la Triestina con questo 6-2 perché va a 28 punti, la Fenadora, Unione Ripa la Fenadora e San Paolo Padova 27, Trissino Valdagno, Vittorio Falmec 25,
25, San Vitese 22, bel passo avanti del Fincantieri Monfalcone che va a 21, il mezzo Corona rimane fermo a 20 come il Tamai e il Tamai a 19, il Dro raggiunge il Tamai a 19, la Fersina Percinese ultima a 9 punti. Ricapitoliamo anche l'eccellenza, Gemma, dimmi. Ricapitolarti l'eccellenza perché ho i finali. Benissimo, allora dalli tu. Sì, abbiamo Chions Rivignano 3-0, Cernis Buzzane Manzanese 0-0, Fontanafredda Lumignacco 1-0, Muggia Gemonese 0-0, San Luigi Azzanese 0-1, Tolmezzo Carnia ISM Gradisca 0-0, Tricesimo Crastre Pen 1-4. 1-4 per una classifica che in vetta non vede cambiare niente in virtù delle due vittorie delle vittorie delle due capoliste, dove sia Cras Le Pen viaggia a 42 mentre Fontanafredda segue a 41 e San Daniele e Virtus Corno ovviamente partita rinviata rimangono a 31 e a 30 punti, mentre l'Azzanese vincendo sorpassa virtualmente, perché ripeto è da recuperare la partita Virtus Corno San Daniele. In questo momento l'Azzanese va a 32 punti, anzi no 31 scusatemi, e naturalmente questa sera a partire dalle 19 tutti i risultati e le classifiche a Sport Nord-Est. Gemma, prego, e poi vediamo... Sì, no, se c'è spazio per dei messaggi, se no non li leggiamo, salutiamo tutti. No, vogliamo vedere il ballo più divertente che ci hanno detto i nostri campioni del mondo, che è il jive. Allora adesso lo vediamo perché è 1 minuto e mezzo, così loro ci raccontano come si balla, che difficoltà c'è. Se parte. Se forse parte. Eccola qua. Allora, la particolarità dicevate che... È un ballo molto atletico questo. Molto atletico, una via di mezzo tra rock and roll e boogie boogie. E boogie boogie. Sì, un ballo molto veloce. Sì. E si fanno tutti i kick. Kick sono i calci. Esatto. Ecco. Ma tu non puoi scaraventarla per aria, voglio dire. Lei deve sempre... Deve tenere sempre un piede per terra. Sì, perché sai, nel rock and roll che si lancia per aria sotto le gambe dappertutto. Dobbiamo mettere quello allora. Mi piacerebbe a voi. L'hai pronunciato alla Bisiacco? È molto bello questo. Anche la musica è molto bella, quando in studio non la sentiamo, ma probabilmente a casa stanno sentendo anche la base musicale. Sì, è molto divertente. Ci vuole tanto fiato. Ci vuole fiato. Sembrate quasi, come si dice, accelerati. Sì, quando invece le riprese sono giuste, nel senso non abbiamo accelerato niente. No, è lui che fiato. Incredibile. La telecamera, diciamo, le riprese un pochettino rallentano. Addirittura rallentano. Sì. Benissimo. Complimenti ai nostri. Facciamo un applauso perché abbiamo i campioni del mondo in studio. E poi non è che in Friuli ci sono tanti campioni del mondo. No, veramente siamo gli unici in Italia che hanno vinto 3 mondiali in di fila. Perché ricordiamo nel 2011 non sono stati svolti. Esatto. Anche il pattinaggio a rotelle di Orgnano ha vinto per 2 volte il campionato del mondo. E sono discipline che non sono, sono cose della mondo, dei sacrifici che fanno, e naturalmente i costi che abbiamo. I costi, esatto, e nessuno li prende in considerazione. Questo è veramente un gap. Noi siamo in chiusura, allora una battuta per ciascuno degli ospiti. Annalisa, dai, fai una battuta. Devo dire una notizia di gossip. Velocissima. Tu sai, non so come ti chiamano le tue molte donne nell'intimità, Giovanni, ma ad esempio Osvaldo, la sua nuova amorosa Jimena lo chiama Pipino. Non è un buon segno. Non so se ti ricordi la protagonista di Porchi Suno, che c'era con la signora con noi, Jimena Perenne. Vabbè, andiamo avanti. Una battuta. Giulia. Vi ringrazio per... Noi ringraziamo te. Acquistate il loro calendario, pagina Facebook dalla Q Sudine, Pallamano, perché hanno bisogno di soldi per andare avanti. Michele, noi ci vediamo sicuramente con Miss Italia. Quando vuoi. Io so che tu affiderai a me tutti i casting. Fammi fare la persona seria su questa cosa, poi mi rimproverano, capisci? Io sono qui, devo controllare tutto. Di domenica lo spediamo. Eccoli Cristiano Ronaldo che riassa Cile. Di sarà domenica a Genova per Genoa Udinese, i campioni del mondo. Vogliono dire qualcosa. Aspettiamo tutti nella scuola nostra Chris Dance. Dov'è? A Cimpello e a Porcia. Perfetto. Stefano? Lui invece ci aspetta tutti rotti alla Polimedica. Perfetto. È meglio che venga lui da noi, va? Ecco, noi vi salutiamo. Vedete qua, compagni di viaggio, vi salutiamo. Guarda salame. Ciao a tutti, a domenica prossima, è stato un piacere. Arrivederci.
Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano del